vantaggio rimasto scucciato. E io mi faccio la parrucca, come tenete voi? E che tengo la parrucca io? Io tengo la parrucca. Che sa, ci hai fatto vostro, signore? Come? Faccia a tua zia, tu dici che sta parola te l'ha già fatto il zanganno. Mo che bene fate, te voglio acconciare io. La già faccio rinda quattro mura. Mo che bene papà, le riga tutto quello che mi facete voi. Tutte le figliole sono libere fa amore. Solamente io a essere prima a affacciare una finestra. Io non dico tutta la giornata, ma almeno 2 ore, mi pulite là. Madonna signora, era solo 2 ore. Io non ne potevo più assai. Ah, voglio la 2 ore schiaffo. Lasciami Calmatevi signore, che la signorina pazzea. È vero che pazziate, signorina? No, io non pazzea, io faccio veramente. Enrico mi piace e mi voglio sposare. E mo la proromo, a vita intesa. E indiso, vuoi sentire niente più? No, questa ragazza non passa più da questa casa. Esce, cammina rinda camera tua, mo che bene vado a parlare. Cammina rinda. Sì, ma una maca. Che le m'ha cuffiata a me. Madonna Nanni, e mo ci mette pure tu e assettata. Signor però, avete visto come ha fatto bello? Me fosse femmina, essere un cuffiata a te. Vabbè, signor però, luatemi una curiosità, ma voi perché non avete fatto marità? Ma che marità, ma chi l'ha spiantato, non tiene niente. Ma come non fa? Come che la danno potrà me, Virginia, so pigliai a Don Felice, non si sapeva chi era, c'è ombriacaia e chiacchiera che teneva, che possedeva, e poi come aiuta a farmi. Ci hanno avuto a mettere in casa a tutte e due, la mano a mangiare e tutto quello che le serve. E tu lo sai? E come non sacci, signor? Ma vedete, può essere che questo giovane è un uomo onesto, è un uomo simpatico, magari è pure un bello guaglione, che ne potremmo sapere. Perché non è voluto a parlare con i genitori suoi. Fortunatino, marito, ma era la seconda volta che mi avrebbe subito gli ha dato mamma e papà. Chi, signora? Fortunatino, marito. Mo chiamo Fortunatina, chi lei non passa per ora. Signore, è vero, questo giovane non è venuto ancora, ma può essere che viene nei prossimi giorni e aspettiamo che fa. Tu non mi fai capace. Esso non l'ha da vincere. Fra l'altro cose non so perché Fortunatina ancora da tornare. Io esco da stamattina che va facendo in un sacco. Ma che bene, a raggio che tengo me la già ascoltando a lei. Signor, però pur Don Camillo, frate vostro, è uscito a prima mattina e ancora sa da ritirare. Ma frate, ma quello è andato per esigere, è uscito per affari. Sicuramente che da massere a Miana e fossero tutti quanti con Machilla. Io non mi posso fidare di nessuno, Biasino. Maritimo non è buono a niente. Oh, vero, è uno stupido. La già ricerita. Follecello peggio ancora. Dunque, chi mi ha già affidato, Biasino? Io sono a Camillo Frate, mi tengo. Tenete ragione, signor, tenete ragione, che volete fare? C'è ma pazienza. Signor, ma che è stato? Vi siete attaccati alla lingua. A me c'è nervo, ma a chi si asciumità? Non ti aspettare. Vamo a fare una bella tazza di caffè che tenga la bocca amara con mia fiera. Subito vi serve, signor, non vi preoccupate. Signor, sta venendo Don Fortunato, marito vostro. Hai visto? Va buono, va a te. Nanni, in ta stanza tu. Io già sapevo chi sarò stata stamattina. Beatrice mia! Vi siete ritirato finalmente! Beatrice mia, mi è successa una disgrazia! Come no? Siccome tu ieri dicesti che tenevo un grande desiderio di mangiarti 4 curpatiella bella viva, ti ricordi? Come no? E così stamattina non ci perso tempo, poi sono chiudato tutto tonno pescatore e mi ha pigliata 6 curpatiella, bella viva che zompavano rin dall'acqua, ballavano talmente che erano freschi. Sì, come no. Un ritorno mi ha pigliato un tram. Devi sapere, Beatrice mia, tutto un tratto, quando è stato largo Castiello, hai presente largo zone limitrofe, insomma, una carretta che ci veniva di fronte intuppata in bacio tram, dovevi vedere, Beatrice mia, un tram sotto in coppa, che girava, rodeava,
Mi sembrava uno strummolo impazzito. Hai presente quelli strummoli là che ci pazzano a Nilla? Tutto quanto noi siamo caduti in terra. Non si capiva niente. Gente uno sopra una catasta di gente. La confusione che c'era. Non puoi immaginare la confusione che c'era. C'è confusione di qua, confusione di là. Le cavalli. Mi stavi scordando le cavalli. Le cavalli che si strascinavano dramma presso. Una rovina, te una disgrazia, Beatrice mia. Ci sono stati morti. Già. Morti? Come no? C'è sicuro? 4 morti e 15 feriti. Oh, e tu non ti sei fatto niente. Bravo, già me l'hai ricordato. Mamma mia, che dolore che te mi sono fatta male tutto qua, vicino alla gamba. Vicino alla gamba. Bravo, hai visto zoppicare, bravo, occhio Ho attento. capito. Come E no? tu da tutta quella muina e purpatiello non l'hai persa? No, non c'è niente. E io tenevo così, bella stretta a me, e te pare, quella nella confusione, il dramma girava, però dentro la confusione io pensavo, toglietemi tutto, ma non mi togliete questi purpatielli, perché questi purpatielli li devo portare alla mia Beatrice. Ho capito, e perché che hai tardato tanto? Non si capisce, sino perché mai aveva tardato Beatrice mia. Basta! Zitta! Fortunaio non crede a niente! Tutto chiacchiera! O tramma, carretta e purpatiella! Senta, sia pur tante imbrogli che mi fai! Povera a te! Sei fritta! Ma Beatrice mia, abbi pazienza. Zitta! Non mi rispondere! Aspettati là! Ma perché non è buona questa sedia? Vabbè, quella ragione, scricchioli e legno, sei giantino. Vabbè, vediamo se quest'altro se va buono, no? Eccoci qua. Ma io mi faccio a terra, Beatrice mia. Almeno dammi il canzo, no? Nemmeno questo se va buono, proviamo l'altro. Stiamo qui a posto. Eccoci qua. Eccoci qua. Cucciola! Ma pigliatemi un cacciottillo. Eccoci qua. Sì, hai ragione. Sei antica, del legno vecchio, però questo è più resistente. Hai ragione, delle 3 è la migliore, e sicuramente il falegname è ottimo lavoro che ha svolto. Ma i purpatielli? Fritta! No, io volevo dire che... Fritta! E purpatiella! Gassuolo? Fritta! A gara sti braccia! E chi si cosa nel caso? E facciamo la Luciana, e facciamo la fritta. Brutto vizioso! A quell'età non si mette scorna con questa moglie che tiene annanzi. Un altro uomo mi terrebbe nelle carte veline e sti invece cerca di imbrogliare sempre. No, ma non signora Beatrice mia. Ya sta zitta! Se ne è venuto che scusare purpatiella, credete che poi era una ciuccia come sono stata sempre. Una volta ero stupido, ma mo no! Insomma, non posso parlare. Non voglio sentire niente! Abbi pazienza, io mi devo appellare. Non mi hai dato il cancio di sedermi, almeno dammi il cancio di parlare, no? Ya sta zitta! No, dammi un cancio qualunque, abbi Zitta! pazienza. Eccovi servito, signor. Via, portami in da stanza mia. Subito. Senti, vecchionasone, nata mattina che ti ritira a che sono io, ti chiudo fuori al balcone e là ti faccio stare tutta nottata. Ti voglio favorire tisico, hai capito? Tisico. E Maurimma si mantenga parole. E purpatiella! Madonna da fortuna, e via da essere assai curiosa, la nottata sana fuori il balcone. Madonna, e a mattina sapete come vi trovo? Vi trovo tutto in stato, vi trovo. Guarda, tu sei un servitore e questi non sono affari che ti riguardano. Saccio, ma vedete, la nottata sana con il balcone, Madonna, e che si bene a giovane, voi non dite ma compra, e lo Se non devo mai muovere, ti vengo a portare la piazza. Anzi, ti chiudo a te fuori il balcone, ti chiudo. Tenete mente, chiamami sicuro un servitore impertinente in daga. Se volessi sapere a chi sta chi la mannata a parte, a chi sta. Ma intanto chi la tiene ragione. Chi è capace di chiudere fuori il balcone?
me l'ha fatto più una volta, me l'ha fatto. Madonna mia, la puttana sana sanno fuori un barcone e che l'ha pigliata per un cacciutella che sta. Dove vai a nostra? Ma Non mi raccontare, voi non sono stato capace di imbrogliare in nessuna maniera. La vorrei sapere che sono stata da Rosina, la modista. Non siamo mai così. E che l'occhio poco mi spara. Ma intanto io come faccio? Io stasera devo andare pure a cenare là. Che scusa trovo? Che scusa invento? Andiamo, non ti preoccupare, ci parlo io e me lo vedo io. Io sta venendo Don Camillo, frate. E che mo sfonatiratamente mo faccio pure questo inguardato, va. Mamma mia. Nessuno aspetta. Sto qua, non mi vedi? A che non sacci come ti vedo. Ti sarai contrastato sicuramente con mia sorella Beatrice, dice la verità. Don Camillo mio, non me ne fidi più. Quella donna mi tratta come se fossi l'ultimo dei servitori. Per aver tardato un pochettino perché lui si è più da comprare i purpatielli, che tanto le piacciono, che la mi ha fatta una cangariata che non si sarebbe fatta nemmeno a Rufacchina, nemmeno a voi. Gesù, questo che io facchino. No, dico, nemmeno a voi che la siete fratello, no? L'altra sera, per esempio, io volevo stare fuori alla loggia, che c'è stata una bella luna china, o cielo chinestello, o poco rosicare in bocca, o nucilla, voi sapete che capaccia per nucilla, se comunque niente, non la potete fare. E vado cucca, che mo vengo. No signore, devo venire a cucca, mo boa, con quella brutta voce aggressiva che voi ben conoscete, in tutti i modi che siete stati. E mo vengo e viene, mo vengo. Per tu non paccherà così forte che mentre non hai tutta la faccia. Non tengo ancora il palle rocce che mi girano dentro. Ma è vita questa che può andare avanti così? Mi domando e dico, è vita questa? No, ma che poco ti dico, bisogna compatire il carattere. Ah sì? Chi vuoi sai, e lo fa così. Ma il fondo, O fondo? il fondo è buono. Non stava, No, sì, lo vedo, sì, no, ma quello il fondo è buono, come no, chi le ho coperto che ne chiave, ma mi pare che io posso sopportare questi cangariati annanzi a gente, alla mia età poi, avrò una dignità io alla mia età, posso reclamare il mio diritto ad avere una dignità, in fondo che cosa faccio di male? Ditemi voi io che cosa faccio di male? Significa proprio approfittarsi della bontà di noi. Voi lo sapete, io quello che vuole, quello le porto. E poi su questo me ne siete testimoni. Voi un giorno testimonierete per me in tribunale e non siete neanche un testimone così. no, io sono oculista. Bravo, testimone oculistico, bravo, come no, voi lo sapete, io lo faccio passare ogni desiderio, ogni sfizio, che soldi suoi, si capisce, quella si è messa in testa che io la tradisco. Vabbè, che io quando ritardo significa che vado a fare amore con un'altra femmina. Ma che stai brutto verso? Va, ditemi voi se io sono un uomo di questa. Fortunato, ma tu che stai dicendo? Ma sarebbe una vergogna. Bravo, un uomo ammogliato. Si capisce? A questa età, Brava, quella all'età nostra, il mondo è finito. Come no? Fortunato, noi stiamo parlando dell'età tua, che c'entra l'età mia? No, dico, vabbè, perché anche voi fate parte della classe dei professori giubilati, no? Questo volevo dire. Si capisce, sì. Fortunato, ma chi ci pensa ci va si Ormai. che se le dà uno pensa alla famiglia. Brava pensa agli famiglia, affari, ma famiglia, quali affari. figure E poi diciamoci la verità, ormai alla nostra età qua, l'acqua non butta più il mulino. Nei Paesi Bassi va. ma ci sei caduto, Mi raccomando, fatela capace voi una volta per sempre. Voi siete il fratello voi, il fratello maggiore, un fratello maggiore, ma la sorella rappresenta l'autorevolezza, l'autorità, voi siete un pezzo d'uomo. Vabbè, mi raccomando, fatela capace voi, mi raccomando. Ci penso io, non ti preoccupare. Un'altra cosa. Ancora altra cosa. Io lo brutto vincere in mano che te. Sempre avuto, sempre da quando ero piccolino. Ieri sera, per aver tardato un pochettino a dirmi a cuccare, che le
la cucciaia raspi nonna in da cucina. La cucciaia? Ma ricordate? Quella legna? Brava. Quella tosta tosta? E si capisce. Quella che ci pazzi bianchi? Avete capito bene, avete capito bene. Mamma mia. È un legno veramente duro, cioè, no come quello delle sedie, legno morbido, no, è un legno che dura nel tempo, negli anni, cioè, e io lo posso confermare. Sì. E si capisce perché l'ha provata su di me. E queste cose mi parevano puparuole russe, una continuazione, po, e che vi devo dire più, Don Camillo mio? È una tragedia, abbiate pazienza, una tragedia, come si da fare, voglio Ma chi aveva ragione? Questo è proprio un buon uomo. Oh, e che lo tratta come un servitore. Intanto sta battendo su più tanto Mariuccia e non l'ha trovato. E non ci stavano manco i compagni soli. Don Gami, è permesso? Ui, calmo, trasa. Don Gami, voi mi diceste, no? Che se arrivava con colletto al caffè, io volevo portare subito Manabu. Arrivato? Ma non hanno portato che stessa. Ah, grazie. Aspetti, io ti regalo. Tieni Carluccio. Grazie. Carlu, mi raccomando, Acqua in bocca. Ma papà, Don Gami. Don Gami. Acqua in bocca. Bravo. È la calligrafia di Mariuccia mia. E padrona come scrive. E come mi sbatto da un biglietto. Mariuccia che mi scrive. Carissimo Don Camillo, voi mi avete parlato di voler cenare una sera con me. Se volete, questa sera possiamo farlo. Ci siamo uniti alcune compagne e c'è da passare una serata divertentissima. Ognuna di noi porta un piatto. Se venite, portate anche voi il vostro. Voglio sperare che verrete senz'altro. E salutandovi caramente mi dico la vostra affezionatissima Mariuccia. Sangue della morte, sta occasione non mi faceva scappare. Anzi, è stato buono che l'hai saputo, perché mi provi, mi va a buttare una scusa per stasera. E come vi voglio divertire! Angelo! Angioletto! Angelo mio! Ma che è stato? Oh, niente abbiamo, ma come si sta canta? Ma come? Mi state combinate che sta maniera? Ma che è successo? Ma che è successo? Che aveva essere? Ah, già, e dici da me la mia? Ma da volta è chi le insiste? La città non è stata niente. Mi state combinate che sta maniera? Combinate che Sicuramente vado appiccicato con qualcuno. Mira, a cadere sono tutti scuciti. Ma non cavolo, Che stai facendo? Ma stai maniando? Ma da città sopravvita, come stai sfilando un calzone? Ah, tieni mente, tieni. ma che è successo? Sono felice. A me è successo, via, ti dico, però per carità stata zitta. Tu hai visto parlare con qualcuno? Ma quando mai? Ma pigliate per una peccerella? Io non dico niente a nessuno. Tu ti una parolella facile, Ma quando capito? mai? Ieri, zia Beatrice, ma mi hanno dato a Salienna per esigere certi soldi. Quando è stata stamattina, al ritorno rindo treno, di fronte a me si va saltata una figliola. Ma una figliola bella, ma bella, era buona. E dicitemi una cosa, e stava giorno non tenevo un compagnello per me. E come che la vicina è si vuole voluto. E tu qui sei buono. E mo ti spiega. Vicina essa si va saltata non ma puttando i bar. Poi che io a roba ci saputo che lei era marito. E che buona me io mi credevo che lei era padre. Ti capisci? È stata si apriva. Ma guardava fitta rindo a luce. E che sei stata? Tu perché mi guardi? Fatti tu. Io me ne sono chiuso poi. Che ci pensate? Fate pensate? Ci vediate? A lungo un poco per, a lungo. Ci si supera. E poffata. Faccia tu poliata una poco. Razzulla. Che le sei stato? Oh, vero? Sta tenuta a posto. Capito? Da poco. Se mi salto poliata a me, sangue e bacca città. Ho fatto il colpo. Per forza. Quando poi è stato un momento che siamo passati sotto traforo, perché tu sai che a Vietre c'è sotto traforo. E come non sai? Mi sono stati i boti sotto traforo. Tu sei stato sotto traforo. Sotto traforo, lì ci faceva amore. Tu facevi amore sotto un terra, un po' per rotare. Oh, quali rotai, che ne so fredda, non mi metteva. Mamma mia. I potrei, non lì, mi faceva annanzi a rete, annanzi a rete, annanzi a rete. Via, pensi che tu facevi più a rete che annanzi,
ne hai visto bene? Ne hai visto bene? E sono innamorato tu che fine ha fatto? Poverello, Muretto. È morto pure respirato. Oh, ma guarda mai, noi teniamo abbonamento, che ci gusta? Tenevano pure abbonamento, tenevano. Vabbè, torniamo a noi, che mi stai facendo perdere un no, film. no. Quando è stato un momento che siamo passati sotto il traforo, oggi pensate fa. Avete pensato? Ma sono sudo, lo so chiuso vicino, Abbia che stai facendo? Ah, tieni mente. Ma sono sudo, lo so chiuso vicino, e l'ha girato un bacio, Bravo, chi lo volisce mi bravo. Brava? Hai suo vivo per miracolo. E perché? Invece bacesse, hai baciato tuo marito. Dici da me com'è stato? Mi è piaciuto? Mi è piaciuto? Mi è piaciuto? Ma che mi è piaciuto? E tu si offriva, che l'è venuto in capo. A un certo punto, Mait, ma che stai facendo? Ma finisci, sì o no? Il signore a questo punto, Mait, ma come? Che stai facendo? Tu stai baciando a moglie? E io a questo punto mi sono preoccupato. Issa se ne è accorta di tutta cosa. Issa, senti, appena arriviamo a Napoli, ti insegnerò io la creanza. E piazza me a questo punto mi sono preoccupato. Per forza, Muriello. Appena siamo arrivati a Napoli, rinda folla dei viaggiatori, a cittadino che sia un momento che mi ha fatto spignare. Non volevo fuire. E infatti mi stai spignando. Quando all'improvviso piazza mia è venuta vicino che la camera della guardia doganale gli ha voluto controllare che tenevi in la valigia, capito? Tanto mi ha trattenuto, ma che l'uomo ma ha visto lontano, è venuto per trete. Per trete è venuto? Per trete. Ma cirma Abbiamo per trete, no, quello che pensa tu. È venuto per trete, ma ha pigliato per trete tuo cuore. Ieri era una cosa. E mi ha fatto un paliatone numero uno, piazza mia. Guardate, povera felicella mia, chi l'ha avuto strascina? Però, questo viso del femmine manca voluto, facete con me. Io ti giuro che non capiterà più, ma tu hai visto parlare con qualcuno? Ma quando mi ha pigliato pure una cannella a me, io non ti prendo a nessuno. E intanto a casa mia vera zia Beatrice o mia moglie Virginia ha così combinata, io con la riga. E la riuscite a capire la buscata, per fare. Animale, che è stata? Ma tieni a mente, non riuscite a sognare, riuscite buona. Vieni a capire. A me fa male, Vieni a capire, fammi la cortesia, sfilami un poco sovrabita. Viaggi sovrabito, non mi sfilo qua su. Piano, che se ne carne e braccia. Piano, Solo piezze coppa. Che lei sotto sta buono, non ti preoccupare. Fammi la cortesia. Vanno poco dentro la stanza mia, a occhio, non ti fa vedere nessuno. Poi se chi sta e porta mananata. Non ti preoccupare. Ti sono che ti aspetta. Io faccio subito e pengo. Va. Mamma mia. E a roba così combinata. A un certo punto Blues si è messo sotto, ma si è concentrato in questo punto, proprio io ci stai facendo, non mi date due parole da qua. Io mi ha messo sotto, tantrung, io stavo sotto, non reagivo, ecco poi reagì, chi lo continuava, tantrung, a città chissà prima o poi ha da fornire. E intanto io sto pensando chissà che starà dicendo Giulietta la modista. Sono 2 giorni che non mi vede a casa sua e mo che fa chissà che si fa farrà. La città pure che sono che scapola. L'ha fatto 1000 promesse, 1000 giuramenti. Addirittura la città che mi sposa. Ma io mi sento scendere sicuro, ok? Tutto per drederina. Ma questo è scomoglio che è stato fatto. E io ho già paleata peggio come l'ha giuta stamattina. E dico, nelle condizioni fisiche e strutturali che sono, un'altra solenne bastonatura in una pozza supportare. Mamma mia! Vieni! Bazzata la vista. Brava Biaso, tutto quello che fai a me, il cielo te lo rende e tu sai poi ti faccio un regalo. Ma quando mai? Io sapete, io faccio perché mi è arrivato dall'ex guaglione mia. Pure l'ex. Sale qua. Sapete la vostra moglie Virginia. Virginia. Mamma mia, Pierina, facciamo una dota all'ingresso. Allora, fate sentire. Eccellenza felice. Mara di mamma è venuta, prego. Felice!
Oh, Virginia mia. Ecco, ma eri venuta e non mi hai detto niente? Mo proprio sto arrivando, Virginia. È la prima cosa che ho detto. Virginia mia, come sta? Dove sta? Starà qua? Starà là? È vero, abbiamo. Come? Chi light sarà qua, sarà là, indovina dove sta? Ma buona mamma, ma marito mio, insomma, non saccio come te vega. Tu stai tutto arrossito. Arrossito? Per forza, chi l'ha pigliato, chi li paccara? Come? Ti mangiate i paccheri? E pacchera? Animale? E pacchera? Sì, a pranzo vicino. Come no? Ma stiamo mangiando. Poi, mentre mi mangiava, oggi visto che erano un poco bruciacchiate da sotto, no? Ha detto che faccio? Ma mangio i paccheri bruciacchiati? No. Non me l'ho mangiato più. Niente, non me l'ho mangiato più, ora poi faccio un conto. Niente, Virginia mia, come vuoi che stonga? Ha girato per tutto salire. Con la qua, con la là. Non hai potuto esigere manco il denaro, Virginia. Niente di meno. Si sapesse che la che passata. È quello che è successo sotto traforo. Ah, e che è successo sotto traforo? Sotto traforo, Felice. E noi 2 minuti fa mi parlato. E non hai capito niente allora. Sotto il traforo. Che è successo? Qualche incidente? No, che non è un accidente che va a succedere a qualcuno. Noi, abbiamo che è successo sotto il traforo? Fammi sapere. Chiam, e dici da cella. Ti dà la zuppa pure un po', ne tieni mente. per Ti dà la carità, zuppa vieni pure. E che è stato? Sotto al traforo, che state? Che state? Che state? Sotto al traforo, vicino, c'era il buio. E che bella scoperta! E che ci poteva stare lì sotto traforo? Che ci poteva stare? Oscuro? Oh, il buio. All'oscuro non si vedeva niente. Che poveri, non si vedeva niente. Il buio la gitta. Le ritte Già già. la gitta. L'oscuro pure la gitta. E pure le ritte. La stessa cosa. La stessa cosa. C'era una bambina. Ah, e si è fatta male la bambina. Questa mi dispiace. Tutte cose mi ho fatte che si è fatta male la bambina, non ci volevo. Abbiamo sentito che hai detto Virginia, hai detto che si è fatta male la bambina. Pure. E prima sapere come è successo. Aspetta, mi domanda io. Aspetta. Virginia, Biaso, sapere come si è fatta male la bambina. Ah, mio? Come Io che ne saccio, tu eri il bambino traforo. Virginia, gitta la bambina, ma tu hai detto si è fatta male la bambina. Feli, ma tu stai scendendo pazza. Mamma mia. Voi state facendo tutte cose, voi io non sto capendo niente. Oh, mamma mia, magari a casa stanno imbrogliando a lei. Sì. Biaso, tu hai sentito? Va lì, si tenga una cosa che mi funziona, che lo sono che recchia. Lo saccio. Ah no, stiamo facendo confusione, stiamo facendo mi pare proprio confusione. che sì, C'era la bambina che aveva paura del traforo e dunque io cosa ho fatto? Che hai fatto? Ho acceso un fiammifero e ho fatto un po' di luce. Bravissimo. Così quella la bambina si è tranquillizzata, Ah, capito? E niente, Virginia mia, ti stavo dicendo. Chi la si credeva che era peloso? Ah, pelosa. Feli, mamma che resta pelosa. Pelosa. Ah, pelosa, Feli. Pelosa, mamma, non mi faccio Feli, perché? Pelosa. Pelosa. Era qualche animale. No, giovane ma un animale, quando animale ma Pelosa è una valigia. Ah, Sì, venite è un nuovo modello di valigia. Come no? È una marca nuova, Virginia, sì, si chiama proprio La Pelosa, sì. E a sapendo, il compartimento del treno, di fronte a me, si va saltato una forastiera. E era vicino ai piedi, teneva questa valigia tutti gli nevi, ma faceva pure una poca impressione, a guardare. E io a un certo punto ho detto vicino alla forastiera, ma che sta? È una capra, è una capra. che sta dicendo un E maritino tutti quanti a mio. ridere, Virginia. Va lì, a massimo una pecora. Lo faccia buona. E niente, Virginia, ti stavo dicendo. Che la cancra la guardia do canale. Amore, non ti voglio passare E che mi fai niente tu, hai ragione, marito mio, hai ragione. E chi non può? Quindi mi fai nervosire, Virginia. Ma chi le tiene già i problemi suoi, marito mio. E niente, Virginia, in tutto questo sta girando per tutto Salerno. Io gira qua, gira là, una stanchezza, Virginia si è fatto proprio un buco qua, Virginia si è fatta una voragine, arbolezzi, Virginia mia, mamma, con Virginia, Virginia, ma no, per carità. arbolezzi, la fame, Tu non ti mantieni manco a letto. la fame, la fame, Per carità,
dico vicini che sta voragine, sto buco, se si potesse regnare con qualcosa. Hai ragione, marito mio, ma non ci pensa. E mo come ci fai pensare? Danno poco in da cucina, via e falla una bella tazza e brora, va? Subito, ma poi figlio. Allora, animale, vieni qua. Ogni volta voglio almeno corre mai. Felice. E dico vicini, e agiti c'ho un buco, una voragine. Sì. E come vogliamo regnare una tazza e brora, vicini? Le sostanze, Felice. No, io dico... Sì, una bella fella di carne, felicella tua se ne metti in va sesta, buono. capito? Va buono, Bia. Vai in da cucina e falla una bella fetta di carne, Non ti va? preoccupata, va che asciuscia sotto e penga. Vai, va. Allora vai, anima, vieni qua, vieni a Don Felicella tu. Ho finito. Una parolella però, Agiri. La paroletta, e cosa voleva dire? Su lo spirito te ne vasci a bocca. Vieni che là c'era un bastone a valigia. Porta te! Mamma mia. Porta animale, che è un animale. Mi attaccai. Chi la vanno via in questa casa mi fa un pregname. Ma ti può calmare, Felice? Vieni un po' a casa, Conci, però. Chiama bello, conci. Tengono dolore qua vicino che a stamattina. Sta qua, parte, scende e si ferma un po' col paccio. E poi piglia parte una volta. Sagli e si ferma qua. E che si fa? Sagli e scende. Va buoni, a riposo te ne può? Conci. Hai ragione. A riposo la famiglia non ci mangiato. Hai ragione. Conci, Pazienza vicino. che ha già di questa casa. Ma insomma, mai che che dici io? Perché a zia da manna proprio a te a fare tutti questi servizi? È quello che dico pure io, Virginia mia. È una vita che non si può più sopportare, Virginia no. mia. Vengono certi momenti che io volessi stare vicino a te, abbracciata a te, bella stretta, e invece devo correre da un paese all'altro come un facchino, sì, come un servitore qualunque. Ma tu volessi facere, chissà che New York, ma quando si arrasti? Per carità, è a cara voce. Sì, che quando si arrasti, e intanto io, Virginia mia, devo fare una vita infame. Perché? Perché non si sa. Ma tu senti a Virginia Toia, che te lo tanto bene. Dici, io ce l'ho qua tutto in corpo. E cazzo fa? E non mi faccio una bella sfogata, per non darti un dispiacere, Virginia mia. Ma io soffro assai, Virginia mia, perché là devi sapere, in quella stanza, vicino, in quella stanza, vicino, guarda. Adaggia guardare. Quella stanza là, quella stanza là, guarda là. In quella stanza c'è sta una vecchiaccia. Ma brutto con mia peste. Che si discende notte e ta trove faccia. Ma è per manare la paura. E quella, vedi, se ne approfitta di me, che hai daggi sposate. E non daggi misi in una bella posizione. Marito mio, che da già ricere, tu hai ragione. E nel frattempo, io, Virginia mia, io devo agliottire. Agliottire? Agita agliottire. Mo le ritte, Felice. Hai ragione, quello è probabile. Come no? Quindi io agliottebbo. Sì. Io agliottebbo, tu agliottebba. Certo. Egli agliottebbo. Sicuro. Noi agliotti bibirno. Come, Felice, vai. E che so, quando significa quando uno aiuta a scuola, Virginia. Sì, è vero. Felicella tua è un uomo acculturato. E quindi che mette che è plurale. È plurale. E quindi io devo aggiottere. Agliottere, mo si spiega. A ingottare veleno tutti i giorni. E perché, Virginia mia? Per no poco mangia. Sì, no poco. Ma io soffro, Virginia mia. Io soffro assai. Perché io se fossi solo disprezzerei questa carità e questo pane. Dove sta, Felice? È un bello pezzo di pane casariccio. Mangia pazienza. Vicina, nascosta le mie. Sì, mo ci mettiamo pure a pazziare. Vicina, hai mangiato? Come no, che le ha fame? La fame, sarà fame come dici tu. Sì. E questo pane impastato con veleno è umiliazione. È fornuta? Ho finito, Virginia. Sta fa di? Marito mio, tu mi hai fatto venire una cosa che cade in tuo stomaco pure a me. Ma sentene poco, per te fare quanto ti voglio bene e quanto ci tengo a te. Mamma proprio viva che da quella stanza. Ma piglio tutte le borse e ce ne ammo. Iammo camminammo, tutte e due, stiamo sempre unite. Insomma, ci morimmo e fanno insieme. No,
questo no, Virginia mia. Sì, stiamo a sentire Marini e quando non ci finiamo più, noi ci mettiamo a servire e mangiamo che fatica nostra. A così, quando ci troviamo annanzi una pezza di pane e formaggio, sì che diciamo che se pane e formaggio faticamo. Sì, dici bene, Virginia mia. Meglio una pezza di pane faticata, a scenda piatta senza sapere la rovena. Sì, jammo un cemma. O cielo ci aiuterà. O cielo ci aiuterà. Quando faticamo mangiamo. E quando non faticamo? Riuno felici, tutte e due. Sì, jammo un cemma, Virginia mia. Jamma. Oh, arriviamo, Virginia, aspetta. Piano, tempo dolore, si è pronto, Virginia. Boccia. E una. Aspetta, e due, aspetta. Troppo noi che bene. Ma mi sta venendo tre. O tre, e tre, E maccarona non poco se menano. E che roba che faccia fa? Ballacate e date. Sì, diamo un gemma. Aspetta, Virginia mia. Aspetta. Francesco. Dico, mangiamo prima. Niente di meno. E tu con queste quattro chiare luna ti firassi pure mangiare. E farò forza a me stesso, Virginia amica. Dai, Ma tu non tieni orgoglio. Ma tu non tieni fama. Ah. Uè, Virginia, felicissima. Sapete chi sta facendo? Chi? Enrico, innamorata mia. Mi ha fatto segno che me la balla così zia con papà. E che sta pensa sempre la stessa cosa. Ah, Concetella, ma vero buono chi è questo giovane? Si tiene una posizione, si può da mangiare, e sto cosa che tu è l'importanza. Sì. Di chi parla? Chi sta all'ultimo grado della pacca reazione? Non dica sempre, ma già fatta, mica parla sempre a dietro. Entrate, favorite, prego, entrate, accomodatevi. La capita padrone è venga. Grazie tante. Che fega, Enrico Passidiello, compagno mio in scuola. Enrico, e come stai? Ci conosciamo, tu come sai? Enrico, io mi fatto a scuola insieme, che eravamo vicini là così. Sì, ma a scuola non te la siamo mai, ma a scuola facciamo sempre a filone, sempre un filone, che poi trasi, metti il braccio. Non te la siamo, già dici che te la siamo. E niente, e ti ricordi invece quando venivamo a scuola, e ti facevo comprare l'area da casa? No, non ti ricordi? Non si ricorda niente. Non si ricorda. Con te lì, ma una curiosità. Ma tu sei sicuro di scusa a chi? Non si ricordi neanche che mi stava mangiando ieri sera, senti a me. Niente, vabbè. Questa però ti ricorda sicuramente. Sì. Ti ricordi quando ci rubavamo un panato fornare? No, non mi ricordo. Neanche questa ti ricorda. Anche questa non si ricorda niente. E invece mi ricorda buono. Sì, perché l'ultima volta tu non rubasti e io a buscare. No, non mi ricordo buono. Non mi ricordo. Vabbè, sorvoliamo. E siete rima, chi si ha capito buona. Tu sei venuto a capo perché tu hai sposato con Concetella. Ah, sì. E sono venuto a parlare sia con la zia che col padre. E questo è un matrimonio che si farà sicuramente. Siente, ma io se mi ricordo buono, aspetta. Ma pare che tu sei pure capocommessa. Sono capocommesso della casa Giusti e Compagni. E allora chi si capi, gli pure un bello mensile, sicuramente. Mi vengono 1500 lire, ma poi ci sono i lucri e il tanto per cento sulle vendite, insomma, altre 500 lire. E so 2000, niente male. E siete, io se mi ricordo sempre buona, ma pare che tu tieni pure anzi ricco. Ah, zio Luigi, quando muore quello lì, io sono l'erede universale di tutte le sue ricchezze. E qua ci piazziamo tutto quanto. Ma spera, solo che muore ambressa. No, perché lo fa morire? No, e così diceva, diventi ricca, mamma mia. Che sta? Una padrone, don fortunato e don camino. Mamma mia, che solo loro ci mancavano. E mi ha fornuto e fa. Harry, mettiamoci tutti quanti ricchi e muovi la vita che me ne ammacca ancora. Poi... la mamma di Lucrezia Borgia. Nannillo. Fratello zoppo. Io guarda la porta, lo vigore e campana.
Don Camillo, vogliamo salutare Don Enrico? Deve salutare prima lui a noi. Ah già, sì che lo fanno un saluto, non stiamo qua, facciamo stato, aspettiamo mai, facciamo stato. Ma fa cazzandaretti. Il signore chi è? Enrico Passetiello, ai vostri comandi. Desiderate parlarmi? Sì, tanto a voi quanto al signor Fortunato e al signor Camillo. Dite. Don Fortunato e Don Camillo dipendono da me. Quello che io voglio loro fanno. Che bella figura. Non ci pensavo ma fa sempre così. Tanto quando più pomazzi e scopa siamo trattati, meglio. E vorrà dire che parlerò con voi allora. Volete rimanere da solo a sola? Non c'è bisogno, ciò che devo dire lo possono sentire tutti. Non è un affare segreto. Benissimo, restate tutti. Ma chi si sta muovendo? Ci ha fatto piacere. Grazie a Dio. Grazie. Comandata. 8 posti a sedere. 8 con un colpo e 6. Beh, a me chi mi fa specie sono quelli tu, mangiano, bevono, dormono e non fanno niente la mattina a sera. Ma perché tu che fai? Non tenete oh porco che dice ciuccio, mandano in bacia pure. Io non che faccio. E sono a stamattina a mezza una vita. Oh, pure io. Questa! La fine comodo qui, chi versi che ho là in testa a casa non ti faccia sci, capito? Ti faccia sci orizzontale. Lascia sta. Lascia sta, ma non nervosità. Così. Ci sono messo, voi. Dunque, parlate. Signora mia, mi sbrigo in 2 parole. Vostra nipote mi piace e me la voglio sposare. E a me Enrico mi piace, mi è simpatica e mi voglio sposare. Silenzio voi! E che cos'è questo rispondere in mezzo? Chi vi ha insegnato questa creanza? Se ho fallata voi dovete mettere a dovere. E non so come voi che siete il padre e non lo riuscite niente. Io sapevo che caso pigliava con me. Ma ci penso che aspetta, 4 cose prima che succeda. Concettella, la prossima volta che rispondete in mezzo, io vi faccio una brutta mortificazione. Ma poi, mo sei troppo lungo, levate a mezzo. Tu mi ha fatto per rimancare la frase. Ve l'avevo detto io, non c'è speranza. Pienamente che figura che ha fatto. Senti. Invece la Virginia, quando parla felicella tua, è un'altra cosa. Ma quella, la State ragazza... zitto, tu che non zerba. Ah, sta a scuola, non ti dice una parola. Sentite, signore, il vostro parlare non mi piace. Voi precipitate troppo il discorso. Parlate meglio. E come ci parla? Dunque, un mese fa vidi vostra nipote alla finestra. Me ne innamorai e giurai di farla mia. Ero venuto a parlare con voi in quanto zia e anche col signor Fortunato e il signor Camillo. Ma date che non contano a niente, che sono 2 esseri, che ci sono o non ci sono, è la stessa cosa. Casa a mano, visto. E allora parlerò con voi. Sono capocommesso della casa Giusti e Compagni e mi vengono 2000 lire a mese. Sono un giovane di buona famiglia, informatevi di me. Posso renderla felice. Che volete fare? Volete parlare? No, io che parliamo a fa, ne abbiamo fatto che la figura. Beatrice, per questa volta parla tu. Ma solo per questa volta, siamo intesi? Vai pure, ti do il permesso. Bene. Sentite, signore, oggi siamo in un'epoca che, per quanto riguarda il matrimonio, bisogna spaparanzare tanto di un paio d'occhi. E chi se ne so boccia? Non è vero, Don Felice? Sicura. Ma come c'è l'umiliazione? Un giovane quando si presenta vi dà da credere tante bugie, tante falsità. Non parlo già per voi, parlo al generale. Non lo capitamo pure. Vi dice che tiene 1.300, 1.400, 1.500 lire al mese. Che tiene, che possiede e poi non è vero niente. E intanto che succede? Che la giovane piglia una passione e i genitori, per non farla ammalare, la fanno contenta. Dopo il matrimonio mancano i mezzi e i genitori sono costretti a prenderseli in casa e a dar loro da vivere.
Non è vero, Don Felin? Sì, sicuro. Sti parole vengono a noi. Mannaggia, maccarone corra vuoi? E poi devo dirvi, caro signore, che ciò che voi avete, anche se fosse vero, è troppo poco per mia nipote. Che cosa ve ne fate di 2000 lire al mese? E anche se fossero 2500, cosa ve ne fareste? Mia nipote tiene una dote. E scusate se vi dico, ma non posso sposare un capo commesso a 2000 lire al mese. Ma io ho uno zio ricchissimo che a morte sua lascia tutto in eredità a me. Ma perché non vuoi sposare tuo zio questo? Tu non hai come sposo zio, ma posso sposare zio. Brava l'idea! Avete la zia? Ah, morte sua, ma mo è viva ancora. Lasciate che muore e poi va sposato. Ma no, papà, ma io lo voglio! Silenzio! Zitta tu. Zitti tutti. Sentite signora, io non potevo mai credere che voi mi avreste dato questa risposta. Io mi sono regolato da galantuomo perché volevo bene a Concetella più di qualsiasi altra cosa. E credo che ogni padre, ogni zia e ogni madre acconsentirebbero a far felice una ragazza sentendo il mio modo di parlare. Io non sono come quei tanti che dite voi, che raccontano mari e monti, ingannano una figliola, si sposano e si mettono in casa dei parenti della moglie e mangiano, bevono, senza fa niente la mattina a sera. Non è vero, Don Felipe? Sì, sicuro. Io mi sono regolato da galantuomo e non avrei mai pensato che voi mi avreste dato questa risposta. Ma giuro sul giovane onesto che sono che Concetella sarà mia a qualunque posto. Voi avete voglia di, ce l'avete voglia di fare! Dai Enrico l'ha già sposato! Tu da sposare chi? Anzi, ma noi, ma pare che tenessimo ancora un pa. Aveva ragione. Papà non c'entra, sono io che comando, sono io la padrona di casa. E se capisce? Comandate, perché tutta abbiamo bisogno di voi. E perché? Perché abbiamo mangiato e ci abbiamo regnere la panza. Papà non parla perché è la posizione che non lo fa parlare. Sei fortunato non parla perché è la sacca che non lo farà più la bocca. Ma se loro si firano ancora a soffrire, noi, e specialmente mio marito Felice, teniamo sangue in de vena. E quando è vera femmina che so, mamma proprio, vaga a chillatta. Ma piglia tutte le valigie e me ne vaga a cadinta. Perché la legge dice che la moglie deve seguire il marito. E nessuno ma poi impedì. Ah così, voi ve levate fastidio. E noi ce l'avamo una bella umiliazione. Perché essere rifacciata ogni tanto, che lo morse magna cacerata. È troppo! Sì, troppe umiliazioni, troppe sofferenze, e una parola mazzicata da qua, e una parola mazzicata da là, sì, noi ce ne abbiamo in questa casa, volevamo fastidio. Via, il pranzo è pronto, venite, si mangia. È impossibile, io non posso abbandonare questa famiglia. Mi fatti fare tutte cose a me, Rossi. Tu poi sei curiosa? Capisci che fa capace a mamma ci è voluto bello a tuo? Che tu vuole fare venire? E come puttimos, mamma, tu alla fine sei venuto in da casa mia. E poi lo sai che Volessi che a te, Don Fortunata, ti sposassi subito. Poi dai una risposta a mamma di come si conviene, Rossi. Ah, Mario, ma che ne saccia? Chi Don Fortunato è troppo vecchio. A me non mi piace. Vecchio? Ma addosso a sta vecchiaia. Quello è un uomo fatto e un kill che quando si avvicina a una figliola fanno veramente. E beh, Don Camillo ne è vecchio purissimo.
Chi la me mi vuoi sposare? Ah, sora mia, oggigiorno, una figliola chiunque lo capita, o vecchio, o giovane, se la da sposare, perché sta mandando una brutta epoca. E poi vuoi sapere, perché sono vecchi, ci vanno bene assai, e non vanno stare un momento senza sciurere. Ah, Mario, stasera ce n'avevamo a fare, sai, ce n'avevamo proprio Ha ragione, Rosì. Ma a proposito, ma perché Giulietta ancora da venire? La verità è che secondo sta. Ecco, va proprio quando sei misa a Ma che casa. capisci? Buonasera. Buonasera. Ma che state? Facci visto tutta ammuinata sta giornata. E ci avete società stasera, beh? No, Don Matteo, una scena fra compagnello. Ma raccomando però, zitto senza fare troppa fracassa. Un mese passato, quando a ballasta, ma facessi una vera osservazione del padrone di casa. Chi lo possa cassa in sedietta, proprio sotto a buidovo, Don Matteo, ma che studi mi fa? Mi ho immaginato solamente. Don Matteo, non dubitate, stasera non si balla. Io ci ho affittato questi due stanzolella per poco e niente. E già pure a rete una masata. Vabbè, ma aspetta, è così niente. Don Matteo, pertanto non ve l'ha giurato ancora, mazzate, perché ha già fatto servizio. E io so che lui a me o servizio volete fare, Ma come, non mi credete? Come, vi credo, basta. Il piccione ve lo date a vostro comodo, però non voglio che il padrone di casa se voi da con me. No, non dubitate, non dubitate. Don Matteo, ma vi se ne fa una tu piacere? Ma vi se ne presta 4 salviette. 4 salviette? Io saccio che vi tenete. I poveri dunque come me li tirate? Belle, pulite, sta la rosina per te. Va bene, io ho una cassa di biancheria che mi ha lasciato la buona anima di mia moglie. Io non l'ho mai aperta prima d'oggi, però per voi adesso vado di là e la vado ad aprire. E sapete che ci è? Shine. Solo ci scada fuori, fummi di verrà. No signor, profumo, è perché io all'epoca quando l'ho chiusa ci ho messo dentro un po' di rosmarino, un pezzo che spiega addosso. Mio figlio vuoi che mi spiegherai che è facile ma solo 4 salviette mi sembrano. E qualche lenzuolo, non mi sembra qualche lenzuolo, no? E lui che ma fa che lenzuolo? E non si può mai sapere. Notte mamma, come Rosì, però che l'avrà ragione. Noi che la domenica ci studiamo proprio assai. Chi è? Aprite, sono io. E Giulietta, guarda. Ah, sei venuto finalmente. E voi non sapete com'è successo? Che è successo? Prima di tutto, avete sapere che zitta, ma non me le faccio assolutamente. Perché le solite ricerne che io la sera faccio l'amore. Io ci agito so chiacchiere, so gente che muo male. No, tu raccano riesci, ha chiuso la porta che ha chiave e si aiuta. E come faccio, Giulietta? Quando ho visto che essere in me va sonnellina, zitto, so io in la camera sua e ho pigliato la chiave sotto cuscina e sono venuta qua come potevo stare stasera senza avere a voi. Cioè, per vedere a noi, perché non dici per vedere a noi felice? La verità, prima per pressa e poi per a buio. Oggi l'ha già mandato un biglietto o solito caffè, scrivendogli che stasera ci fosse stata una cena e che fosse venuto senza meno e che si portato pure un piatto suo. O stesso oggi fatti con il mio Don Camillo. Invece a Don Fortunati ci ho dicetta ieri. Ma sapete che sto pensando? No. Che lui non sanno che avevano portato 3K, ognuno si pensa che venisse su. E che fa stasera faranno la loro conoscenza. Ci abbiamo farsato. Uè, gli va che ci fuoco, poi ogni tanto affacciato e vedi si vede. Sì, vabbè, Mario. Senta, Giulietta, ma dopo che hai fatto più ciccino andare, non vuoi più? Non era cosa, Rosina mia, quando ero bene, che non fate tutta la giornata, che passa e spassa sotto il balcone mio. Speriamo che non mi guiete più. Ma tu perché ti appiccicaste? Non era cosa, non frusciona, non andare, non può niente s'appiccica, non può niente cacciare la pistola. È stata carcerata 2 volte. Secondo te, non sposava uno come essa? Per l'appunto, promette che ci sbatte il tuo balcone in faccia. Io credo che mo sarà fatta capace. Hai fatto buono, Giulia, hai fatto buono. La porta chi è? Sono io, bellezza mia. È Don Fortunato, innamorato mio. Vai a aprire.
grazie. Ma finalmente siete venuto. Ma mi ha fatto aspettare un po'. Hai ragione, Angeletto mio. Ma vedi, ho avuto così tanto da fare, tu mi capirai. Abbi pazienza, abbiate pazienza, abbiate bontà. Grazie, quella la Madonna ve lo renda. Grazie. Eccoci qua. Guardate là, guardate, e che piacevolute, io quasi ne approfitterei, posso? Grazie, eccoci qua. Magari ho voluto mani di pesca, tali ma chiama mani di pesca. Allora io comincio la mia ripida salita, guardate qua, guardate. Tutta roba fresca, Ata Beatrice là. E voi capite, è primo amore, sapete? Sì, se ne è andata Eccoci qua, grazie tante. Ma io già detto fra di me. Sì. Ma vorrei che mi fa aspettare un bene. E come hai potuto solamente immaginare una tale cosa? E ti pare che io non venivo? E dimmi tu, io come potevo stare senza vederti? Tu sei l'unico mio pensiero, la sola mia felicità. Quando portate? La verità, vicina mia, io non sapevo come regolarmi. Allora ho portato 7 costatelle, vive. 7. Vedi? Ma perché? Voi ve ne fate 2. No, una. In verità il medico mi ha proibito di mangiare molta carne. Voi capite, alla mia età, alla pressione. Io sono un tipo un poco focoso. E poi ho portato una fellata di caciocavallo e un mellone giallo con la prova. Proprio una bellezza, che ve ne pare? Bravissimo, Ah, bravissimo. brava, chi sono fortunata mia. Allora io cominciamo a ieri in cucina. Sì, aspettami Ciucciu che arrivo, Ciucciu, quando con la Ciucciu mi sofferto, il mio colore preferito. Ma se non mi sbaglio voi poc'anzi avete detto una parola mazzecata? No. Come no? Avete detto, ma perché? Voi ve ne fate 2? Io se voglio me ne faccio anche 3, con permesso. Eccoci qua, Gianni è curioso, mamma mia. Scusate, qui abita... Ui, che vedo? Giulietta! Donna Enrica, e che gli ha facendo che si parte? E io sono venuto per un affare, E tu piuttosto, Giulietta? E che ci fai a casa? Ne si chiude la prossima casa prima? No, donna Enrica, sto sempre là, che stia a casa una compagna mia. E mamma sta buono. Non c'è male, non c'è male. Rimane per l'appunto, ci ha già portato uno che gli cappia le reniglie. Ma donna Enrica, ma non sacci come pavica. Ma che si deve fare che sti parte? Ehi, mo con la riga, che sta... Senti, Giulietta, io ti faccio chiedere una cosa, però a me mi dice la verità. Parlate. Poco prima qua è entrato un vecchio, un certo Don Fortunato Precipizio, con una mappata e un numellone in mano. Sì, signore, sta ridendo. E chi è, Giulia, chi è? Voi non lo sapete. O sacci, ma riga, chi che ci è venuto a fare a dinda? Donna Enrica, li viene tutte le giorni. È innamorata di donna Rosina. Che sta? Un frungolo qua sul collo. Ci tocca il colletto vicino, capite? E dunque questo viene a fare amore? Sì, ma verito, onestamente, chi le viene per fine matrimonio. Viene per fine matrimonio. Donna Enrica, scusate, ma perché ho voluto sapere? No, perché questo Don Fortunato mi deve dei soldi da tanto tempo e non ho mai potuto appurare chi sta a rosseve casa. L'ho vista tra siccadinda e mi credeva che abitava qua. No, donna Enrica, va zitta, ve ne trovo innamorata. Mi dispiace solamente che questa non è casa mia, altrimenti ci state. Cenate con noi. Grazie tanto, Giulia, tu sei sempre gentile. Ma perché, Giulia, rimma una cosa, questa sera vi divertite? Donna Enrica, ci sarà una piccola cena, siamo tre compagni, Rosina, padrone casa, Mariuccia vogliono che vaggiate prima e poi ci sto anch'io. Ma credo che come ci sto innamorata di sta Rosina, ci stanno pure innamorata vostra. Ma sempre per fine dirette. Sempre con il diretto. Sempre per fine matrimonio. Ho innamorato di sta Mariuccia, l'ho pure fatto. Un uomo da bene, un certo Don Camillo Pacchione. Che sta? Donna mia. E come mi fa male. Don Camillo Pacchione. Sì, come sei entrante, sa sposa. Stai fresca. Giulia, dimmi una cosa.
E il terzo vecchio sarebbe il tuo innamorato. Sicuro. Ma barcavo pure i piccività vecchi. Un innamorato mio è nata cosa. Un innamorato mio è giovane, è simpatico, è friccicarello. Sentite, io non saccio come voglio fare amore con questi figli. Va bene che si tratta di una certa posizione, ma quando matrimonio si fa così, è qualcosa di infelicità. Tu hai ragione, Giulia, giovane è sempre giovane. E dimmi una cosa. E come si chiama sto innamorato tuo giovane, simpatico e friccicarello? Si chiama Felice Sciasciamocca! Che sta? E sei schiattato! Questa fatica! E hai toccato la scusa! Sì, per me qui. Ha pigliato fino in maggio! Ma tu vieni che assassina! E Giulia, che si tu ancora non venire? Staranno venendo, voi volete venire? Allora fammi venire che io non mi voglio fare trovare a casa. Vi torno a ripetere, se fosse a casa mia. Grazie tanto Giulia, tu sei sempre gentile. Mi accompagna. Mo l'hai già combinato un bello piattino a tutte e tre. Ha già favorei a che la vecchia, chi te ne attorno e chi son chi. Giulia, io me ne vaga, ma state accorta. Ara per l'occhio. Non dubitate, donna Enrico. Voi lo sapete che io non so scema. Me ne sono accorta. State buono, Giulia. Chi sta mettendo un capressa? La potrò poco rinderendo fatto che c'ha gitta. Giulietta, vieni a fare un quattro sato con lui. Don Fortunato si sta tagliando quello per la bene. Ha sgarrato un curtiere e si è tagliato vita. Si venisse quando è curioso, ma Mario ci stanno da canne. Che tiene a ridere. Che già fa Giulietta, io non lo posso guardare in faccia, mi scappo troppo a ridere. E almeno te ne fa oggi che stai renna. La porta chi è? Aprite, sono io. Oh, no, di Mario. E parapi, fa un dress. Favorite? Grazie tante, mie belle ragazze. Ecco perché Mariuccia non c'è. Sta dentro, ma che chiamare. Brava. Permettete? Prego. Ecco, Don Camillo, accomodatevi. Grazie. Ma come siete gentili in questa casa? Vado, permettete? Prego. Ma che bella cosa. Stasera sono io piazza a 3 figliuole. Uno ci balenate. Ma voglio fare svuotta, ma voglio fare. Donna Mariuccia, sta nei fazzoletti. Buonasera. E chi si muove? Felice notte. La trovo chi sarà. Vi sono servo. Padrona mia. Ma scusate, ma voi chi siete? Io sono un amico di casa, e voi? E voi? Padre, me l'hai già io? No, scusate, è quella della mano, capito? La mano. Dunque, voi siete un amico di casa. Sì, sono un amico di casa. E io sono Matteo Pagliuquella, il padrone di casa. Ho capito, forse siete parenti a donna Mariuccia. No signore, a donna Mariuccia ho affittato queste 2 stanze, avete capito? Bravo, avete fatto bene. Ma voi scurrite. Oh, mi scurrate tutto. Ma che te ridi da sta mappata con gatto? Cacciato, che ne ha paura, capito? Ma guardate, che mi pare che io mi hanno cagato in da mappata. Questi sono cuparoli in aceto. Perciò scorrono. E chi perché si abboccano, capite? E poi vado a stare attento, non ha vita fa a buccare un parola. O se no se ne esce tutta la ceta e vi bagnata secca. Amica, pensate ai cuparoli vostri, ai pezzi ai cuparoli. Io non mi da questo. Guardate là, guardate, voi mi state rovinando tutto il pavimento, mi state rovinando. No, da quello non si rovina, questa aceto si rinforza il pavimento. Come? Sì. Basta. Fatemi una cortesia, e a quanto serviette a donna Mariuccia. Sì, voglio le noi. Dove state? No, vuoi aiutare? Te caccio amico. Voi aiuto io, 1, 2, 3, adesso ambiente mano a me, io mi preoccupate, ma che esce gliele do io. Mi raccomando, dite che non facesse troppo fracasso, un mese passato, ma facete una mia osservazione del padrone di casa.
Oh, padrone di casa. Scusate, ma quante padrone di casa ci stanno? No signore, questo qua è un sobbaffitto, avete capito? Ho capito. Voi state scorrendo una volta, se sarà buccato qualche altro puparone, permettete. Prego. Di quanto è bello. Amico, ma che ci sari? Scusatemi, io mi pensavo che nella mappata ci portavate la gatta, e quello quando stanno sciuro, a negativo servizio, avete capito? Mannaggia, vanno robo parola, chi si scorre qua? Mannaggia, ma che figura ci faccio con Mario Ciamiglia? Io devo vedere queste cose che scorre qua. Don Cami! Bellezza mia! Ma che storia? Sì, hai ragione Mariuccia mia, è che ho avuto tanto da fare, capisci? Ha avuto tanto da fare. Voi dicevano sempre che volevano cenare con me, stasera ci vogliamo spassare. Sì, dici bene, sciaccarella mia, stasera ci andiamo a spassare. E quando sono vicino a te io mi sento consolato, ritornano guaglione 20 anni. Accorto, voi non siete più un guagliongella. Scusami Mariuccia, ho avuto un capogiro, capisci, ma girando mi trovavo in terra. Lasciatemi baciare un poco quella manella. No, che non sta bene, cambiarle con magnelle. E io faccio subito, non ce ne faccio accorgere. E va bene, baciate. Che bella cosa. Basta, decidimi che riportate. Sì, ho portato una cosa spicciativa e stuzzicante. Alice salata, olive e chiappariere e 8 puparuoli in aceto. Bravissimo, insalata e rinforzo. Ma che ti dico? Mariuccia mia, qua ci sta la camicia, mi può cambiare. E può venire a tutte le immagini mi si accorrono. E mi sto curando sul pesurore. E io se non mi cambio subito, figlio. E ciò. Oh, catarrella! Allora facete una cosa, lascia la cameretta mia, chiudete la in e facete cose vostre. E cosa mi rinda la cameretta su? Questo momento mio, Mariuccia, io vado e vengo. Vai. A proposito, ma mi dimenticavo, esce una cosa bianca a cadendo, ma la dissi quanto sabbietto, hai ti dato la Mariuccia? Sì, iate la cagna, appena avete fatto, usciti, io vi aspetto. E io faccio presto. Mariuccia, dimmi. Non mi dimenticavo, mantienimi il tuo parola. Certamente. Mariuccia, mi raccomando, vieni, non lo fa bucare. No. Io subito faccio tesoruccio, amoruccio, zucchariello. A me sta cosa non si discende proprio. Mario, sta tagliando fuori scena, la giurista è cancellata. Tu quando spicciamo? Don Camillo. Si sta cagnando la camisa, da cameretta mia. Oh, Billo che issa, la già fa sbariare un poco. Metto un po' le sedie qua. Ora spengo anche la luce. Magari hai sbagliato poco. Magari è tutto cosa oscuro. E ci me l'ha aperta sta porta. Veramente ti ischi pure i cari, mi fa male. È che è solo che stiamo ci manco io. Veramente. Oh, poi mi rompevo tutte cose. Ma rosta questa. Giulietta! Ma che so io, Giulietta! Giulietta chiamata. Sei signora? Avevo capito Don Matteo. Capito, io sono all'oscuro che non pega niente. Buonanotte allora e buon divertimento. Allora, se mamma, non mi si è zitta a casa hanno lume, fatta una poca luce. E chi sarà mosso Don Matteo? Veramente.
Tette, come facevo rompere tutte cose. mamma Giulia, queste sono pazzi che non si fanno. Mamma mia, Feli, l'ha già fatto per ridere una poca. Non si fanno queste pazzie. Ah no? No. Senta, voglio sapere chi è portata. Lo sapevi che t'hai portata? Vieni, Giulia, t'hai portata, vedi, una bella tortiera d'alice, ci ha fatto fare stamattina un pizzaiolo, tocca, e ancora bella capra poi t'hai portata un bello torto di pane, e poi Giulia, t'hai portato un bello fiasco di vino zaccarese come mi piace a te. Bravissimo, pure lo zaccarese. Giulia, Sì. stasera vimmo a fallarmi la commedia. Sì, galanto, ma siete un po' che abbiamo parlato. Subito vengo, Giulia, Sì, due sì. giorni che non ci marito. Appunto. Prima sta vicino a seccata a seccata. Siete. Eccomi qua, bellezza mia, sono tutto tuo. Senti, bellezza mia e bellezza tua. Io voglio sapere perché non sei venuto né ieri né l'altro ieri. Giulietta mia, io non ci ho potuto venire. Io tenevo la febbre 39,5. E perché non me l'hai malata a dicere? Va a trovare si stata, famiglia. E a dove, Giulietta? Non sono stata da nessuna parte, te lo giuro. Veramente? Veramente. E vabbè, Feli, ti perdono. Senti, ascolta, ti voglio puntare un sonno che mi ha già fatto stanotte. Senti che cosa stravagante. No, Feli, non avevo fatto numero con questo suono. E che la botte, Giulietta, una combinazione che si ci vuole. Ascolta, pare che stavo fuori al balcone della camera mia e ti stavo aspettando. Allora, per tanto tempo sei venuto tu. Rinda una bella carrozza grande, così. Bella rossa. Mi hai fatto segni e io sono scesa con una bella vesta tutta bianca. Pare che fossimo da sposare. Io e te, Giulietta? Sì, ma rinda sta carrozza con noi, c'è stava una bella nutrice, con un bello piccirillo in braccio, mentre stavamo così, no? Che è successo? Mentre stava sta nutrice così, è trasuta una signora con una faccia che pareva che se le mangiava. Che facete, loca, birbante assassino? Come che facete tu? Stiamo mangiando. Favorite con noi. E mo dice con sta faccia, galeota birbante. Foli sentendo che sta così, ma ci sa. Ne bella fe! Tu stai dicendo sti parole, faccio innamorata mia. O innamorata tua. Chi stai marito, ma? Chi sono moglie? Mogliere! Anfama che sia! Tu mi dici che eri scapo! Dunque, mi hai ingannato! Ecco qua il cuore! Hai potuto fare male anche la povera mogliere una tua! Ecco qua il cuore! Hai potuto fare tanto giuramento! Che ti arriva, che non si appurava niente! Tutto cosa rinchiare in questo mondo! Con tempo si scopre birbante! E già che hai fatto questo, hai pigliato cucchiaio la coppa tavola! E t'aggiucci! Mamma mia! Che la signora che diceva che era mogliere a chiamare il guardia. Tanto sono state strille e tanto sono state lucche che a mezzo è stata randella. Ma ci sto. Ma tu vedi che sta casa va su un anno? No, Felice. Ma sti suoni sono proprio una cosa curiosa, assai. Assai. Ma che pensando che sei insurata? Io? Giurato? Ecco pensa a fare, Giulietta. E la così è. Senti, Felice. Ti voglio fare una domanda. Ma tu mi vuoi bene? Io, Giulietta? Io ti voglio bene assai. Noi presto diventeremo marito e moglie. Evviva chi non me lo sa! Evviva Palestina! Senti, mo andiamo a Verinda, che è quasi pronto. Si mangia, allora andiamo. Ma che si fa pronto? Ma come sta bollere? E come mi voglio divertire io stasera! E noi ce l'aspettavamo tutta questa sorpresa, ma una volta era essere. Ora faccio io la presentazione di tutti quanti. Vai Giulietta. Don Camillo Pacchione, innamorato e prossimo sposo di Mariuccia. Don Fortunato Precipizio,
tieni manina. Questo che cos'è? Senza soggezione e senza cerimonia. Mario, Giulia, hai nominato una più tavolini che si pigliamo tavoli, piglia il seggia. Vai, sei. 1, 2 e 3. Vai, vai. Hai giro più nel giro. Mette cavoli. Queste sono le carte da gioco. Assottatevi e facetevi un bel 3-7. E quanto è bello innamorato mio! Sì, la mia ancora più bella. Ecco, mio. Bueno, sì, aiutami, portiamo solo che portiamo una rinvia. Ja, facciamo un bresso, ma io sto a bolle. Forza, andiamo. Passare la processione. B, C. Lo sapete tutto quanto l'alfabeto? Alzate! E che c'è bevuto? Questa è la riccia. E che stai facendo, Falì? Giulia, noi giochiamo con il morto. Sì. Chiamo! Chiamate! Giulietta! Mi chiamano da dentro, permettete? Sì. Ma che ci stanno i lupi? Ma che i gatti sui tetti? Il è chi che sta facendo l'esorcista. Sì! Ah! Sì! Ah sì? E allora... E chi si viva a casa in gioco portamma? Tu eri da solo che ti va a trovare che stai malato. E voi dite che ti papà da notaio. E tu eri che ti va a dorutare. Invece tutte e tre siamo venuti qua. E tu? E che cosa, donna amica, cosa? Tu vieni qua sopra a fare l'amore, eh? Tieni mente, venga a fare che venite a pagare. Ma che c'entra, figlio mio? Abbi pazienza, quello è vero, ma tu sei insurato. Capite? Ma perché voi non siete insurati? Io vero. Mi eri scordato va a cagare. Come si fa? Vergogna! Vergogna! Due uomini giurati che bene a favore che Battista. Vergogna? Allora quando è così, vergogna voi, che invece di pensare agli affari di vostra sorella, mia moglie, Ma magari è una pupatella. venite a frusciare tutte le narcango. Andiamo avanti. Donga mia, io direi, per questa volta non facciamo una brutta figura con le ragazze. Ha ragione, Don Felice, ha Che ci ragione. hanno preparata pure a È cena. peccato. Dire tutto a mia sorella, guarda, sapete che banda siete tutti. E come si Qua ci vuole un'idea. Mamma mia, sapete quello che succede a casa? Qua ci dobbiamo spremere, ci vuole un'idea. Io mi spremo. Non esce niente, Come si fa? Non esce niente. Io ando ridendando. Ma è venuto, sei fortunato. Bravo, io pensavo mi sono spremuto. Io mi fido di voi. Eccoci qua. Non a noi. A lui. No. Vabbè, Noi diciamo. Noi diciamo. A zia Beatrice. Bravo. Capucci ti ha portato a Cancò. Voi siete stati. E noi non volevamo venire. Ma io no. Nemmeno voi. Bravo. Ci avete costretto voi con la forza. Bravo, con la forza, sì, con la forza arguta che voi avete, ci avete condotto in questo luogo infernale di perdimento. Vergogna a voi.
Ma io vorrei farvi vedere una pupilla di quell'uomo che si restringe dalla paura. E se capisci, questo tiene paura. Guardatela, per esempio, guardate la mia che adesso è fiera, l'occhio malutrino, attento, guardate bene. Sapete leggere? Guardate. Si restringe, si fortuna, si è chiuso. Ma voi invece, guardate la sua, questo 2-3 secondi e mi cede. Sì. Ha paura, ha paura. E mo lo fai, fammi capire, hai paura. E mo siete cattivi, No, siamo cattivi. Siamo cattivi, Io ho pensato un'altra cosa. Per questa sera mi facciamo pigliare colorati piccini. Bravo. Che state stati, non ci pensiamo più. Mo mi piacete. Per questa sera facciamo alleanza. Bravo. Parola d'ordine accettata. Non si viene. Alleanza. A noi ci siamo cominciati, noi volevamo mangiare, ci volevamo divertire. Vediamo che è quasi pronto. Sì. Adesso andiamo tutti quanti dentro, andiamo a dare una mano. Il camesino è pronto e andiamo. Stasera si fa festa, si fa cena, si fa baldoria. E viva l'amore, e viva il mio cuore. Oh, che bello. E stasera ci divertiamo. Dormiamo tutti i giovinotti. Io sono una farfalla che vola in mezzo ai fiori. Io sono una farfalla. Tu sei una wallarina, bambonezza. Ballerina bambonetta. Ah, tieni a questi due. Piano la mano. Finiamo su cosa Sì, fa. subito, Poi giù mettere le mattine, per mettiamo carta pure- sotto, fa niente. Senta, mo Varinda, fatti dare 4 salviette e 4 posate. Subito, Giulietta, salviette e posate. Subito venga, Giulietta, subito venga. Va. Cicilla, stava porta raputo. Felice sera. Felice notte. Buona uscita da casa e non vi ritirate fino a che stu. So affari che non vi riguardano. Già, so affari che non mi riguardano. E stasera che vedo? C'è tavola. Sì, signora, una cena. E brava, n'aggio tanto piacere. E insomma, fra noi non ci sta niente più. Va pare che ve la zitto tanti volte. Voi potete fa capace. Ma non posso fa capace. Hai ragione, che devo dirti? Hai ragione. Ma tu, troppo 7 mesi che abbiamo fatto amore, per una cosa e niente, tu mi riesci fatta capace. A me che me ne è tarinda di guardare là sai 35 lire al giorno per fatica quasi per niente, vicino a casa tua, a me che mi sono rovinato per te, mannaggia! Tu sei scafaguato, capito? E non ti faccio Lorenza perché sono maratata. Maratata? Sì, signore, non te la zitta per via sto carattere che tiene. Ma mo non posso nascosto niente più. Marito mi stava fuori e mo è tornata e si esce all'oca dinda. Facciamo un'uccisa e un bisa. Ah, eccomi qua, salviette. Salviette e posate. Chi stessa? Va a dire. Chi è questo giovane? Felice. Chi è? Chi stu qua? Chi stu qua me frate? Era militare e da poco ha avuto il concedo, guarda a me. Tu sei stato fuori e non lo conosci. Io sono stato fuori e non lo conosci, conosco. no. E voi siete il fratello. Sì, signora, io sono cofrata. Facevo il militare, capite? Stavo fuori. Perché siete tornato? Il fratellino faceva il soldatino. Birichino. Birichino. Di mano si venga. Ti trovo a capo. No,
Io non abito qua. No, è che sia a casa una compagna era nostra. Sì. Lui da poco è tornato e stiamo senza casa. Sì. Rimane per affittare una casa. Non abita qua. No. Questa è la casa della compagna sua. Sì, compagna sua. Sì. Moglie di un carabiniere cattivissima e severissima. Sì, alta così che arriva là sotto, fa paura. Da poco ha finito di fare il carabiniere e ora si è messo un pochino sopra il letto, sta riposando. Ho capito. La compagna sua è moglie di un carabiniere che si sta riposando in da camera da letto. Ed è un uomo grande così. Seduto. Quando sai, si arriva là sotto. Ma è carabiniere a pera o a cavallo? No. Quindi va a pera. No. Quindi va a cavallo. No. E come va? Come va? Quando si stanca, sali a cavallo. Mamma mia. Ma che sono bello saccato. Guardami, felice. Mamma mia. A mare mi trovate. Facete il baccaiolo, facete. Faccio il barcaiolo io. Faccio il barcaiolo. In che curva mi trovate? Troppo musica. No, che lo so, a scendere, a baci. Andiamo amico, dove vi posso trovare? Mamma mia, ma che sei, signor Fuoco, Giuliano? Io disegno. Siete anche artista, siete? Sì, è una passione che ho da bambino. Amico, insomma, dove vi posso Disegno trovare? vicino ai muri, vicino ai cancelli, e poi roba disegnata, facciamo una ballata. Anche ballerina. Facete tutto voi a Napoli. Ma dicono che c'è la disoccupazione. Cioè, già sono chiudito il bagno, quando vado a gente. Non mi trovo. In terra mi trovo. Nella munnezza. No, la munnezza. Andiamo amico, sto perdendo la pazienza. Ma non mi tieni mente che la posso sacca. Non mi trovo. Dentro Napoli. Già, io proprio vado cercando con campaniera. Datemi un biglietto da visita. Ma come la viene brutta chi stai? Sto aspettando i bigliettini. Già ci buscate stamattina. Mannaggia. Fai presto. Un momento, ecco qua il mio bigliettino. Grazie. Sì. E come ha combinato? Di mano ci farimmo. Te la voglio fare a cascetta all'omnibus. Sì. Giulia, il signore è molto gentile. Sì. Dico, volete papà. Caccia! Un momento, che non mi esce, un momento, ma esci. Volete fangufa con noi? No! Grazie! Me ne vado! A proposito, Sasso! Carta fa! Maritata! Marito, carta fa marito, marito e cosla, cosla, è commesso viaggiatore. Sì, sono commesso viaggiatore. Sì, ho fatto un'annanza e strappresa. Come se fosse un uomo, ho capito a presa, giù che magazzino. E che negoziate? Nessuna sigaretta. Non ho pensato, nessuno scuriato, corde, insomma, è un famoso chincogliere. Sì, sono chincogliere. Il marito è chincogliere. E va bene. Il maritino è chingagliere. Ho deciso, Sasò, me ne vado. E mi raccomando, cenate forte. E divertitevi. Giulietta. Perché si stasera va divertito voi. È bello. Di mano ma divertito. Giulietta, sono muoio. Carugno, taggia già una palla a bocca. Se ne sono morto, non muore più. Mamma mia, tengo cuore che va così, mamma mia, Giulietta mia.
Ma lo cancaro le pigliate a chista. Quella lì, chi è unica forza di fa amore con me. La prura, capi che male. Chi sta bella e buona ci la coccruna. A casa sono che sta voce manca. Ascoltami, se rimane torna, trovati che stessi parole pure tua. Giulia, ma tu che imbrogli stai facendo? E che sta cani mi hanno ammazzato a me, nessuno me la leva. Andiamo, quelli, mamma non ci pensando, stanno a maccarone Maccarone, Giulia. sì. Vieni, Giulia. Cambiare, Si mangia. sì. E allora sai Caterina, Giulia. Che dici? Vieni a te, vieni. E cambiamo. Chi è? Aprite, amiche! Scusate, signori, abita qua, donna Mariuccia Verretto? Sì, signor. Sì, signor Trasitta. Ah, non sta principale. Starina, va a chiamare. Eccola, c'è la scicca. A tavola, a tavola. È bello! Evviva la farfalla che c'hanno le modiste! E questa vita mia quanto è bella! Finalmente si mangia! Tieni che come stanno combinate! Ma tu sei ubriaco fragile! No! Io ho bevuto appena! Appena tutta la bottiglia in casa a Madonna! Io ero vacante! Don Camomilla! Avevate ragione a dire non approfittare con questo vino perché questo vino è pesante va dentro la capa di morta! Avete pensato? Mi fa un effetto allucinante! Avete pensato? No, mi fa vedere quella brutta vecchia stregaccia di mia moglie Beatrice! Che? La lettera anonima non mi aveva ingannata. Ma no! A casa! Ma guarda che siamo su! A casa! Ma non è come sempre! Dammi un passaggio! Mamma mia! E come sta donna Beatrice? Mi pare una leonessa? Stanotte, che le non muto proprio. A Luca mi sbraitavo per tutta la camera. E che li tre, poverielli. Don Fortunato, Don Camillo e Don Felice. Uè, una nottata sana in coppa plastica. Ma non che le tiravo che lupiente stanotte. Sai come stanno arrecreate? Bia, ma che ore saranno? Signor, esce la giornata poco, che possono essere 6 e 6 e mezzo. Niente di meno. E quando si decide, zia, a farli scendere all'angoppa, chi li poverielli? Poveriello. La verità, che bello cuore che tiene. Ma Biasa, per carità, Vangelo a dire tua zia, va? A me? Ma siete pazza? Me lo fa venire una cangareata? Che lo sa come una leonessa e chi ci va? E ti pare bella a te che avessi avrei soffriano marito per stravaganza una vecchia? Ah, vedete signor, stavolta non è stravaganza, che la signora tiene ragione. Ecco, ma tiene ragione di sicuro. E insomma non sono capace d'appurare che è succedetta ieri sera. Arrivai che la bella lettera, tu e la zia registava e venistava e poi tornaste però per un'ora. E chi lo povero marito mio, felice, e zi fortunata e papà, poi ero chiuso un campo a chillastica, senza che io potesse capire il perché. E la zia che alluccava, birbanti, assassini, domani mi dovete delle spiegazioni. E poi tu sai, come una gatta stizzita, è stata tutta santa nottata. Ah, e poi sto dicendo che la signora tiene ragione. E Biase, tu sai e dimmi che sta. No, non posso vincere. Ha nato poco sapita. Ah, vedete? Mi sta chiamando Inda. Sempre la stessa storia. Ma insomma, che ha potuto essere? E qualche cosa di serio sarà stato. Allora, Virginia, è pure niente. Non c'è te niente, ma Biaso, servitore, sa tutto cosa e non me la voluto dicere in nessuna maniera. E intanto che li pure l'hanno fatto
che l'ha notata? Con chi lo niente che faceva stanotte. E si papà pigliano un raffreddore. Si muore. Come si fa? Non sono a chi lo vado, tenimmo. Unge te, non di bestialità. Io già sono con coppe spina. Virgì, perché se mi voglio ammaritare? Ma me ne niente a sta casa, non vorrei più si infamità. Sora mia, ma tu a chi vai dicendo? Quando fui ieri pure parlai con mio marito felice, che me non volevi da accadinto, ma io non ha voluto sapere ragione. E mo, ben fatto. Oh, zitto, zitto, stavano in zia. Ma come c'è mica? A ma breccia. A posto che boffa. Ma pare Cicino vicino. Che stai che chiama? Poverino. Salvi. Fai già la carella, Quello è il freddo, sono venuto meno in decositura, il freddo in tasca. ancora ma comincia già la carella, figurati che cominciamo. Valia, dove vai? Ah, sei giusto là. Non felice, il capezzale sta qua. Il capezzale? No, ma capezzale, il capezzale di morte. Ma sono confuso. Ed eccoci qua. Voi di fronte a me ed io di fronte a voi. Quanto sarei contenta se là ci fosse molta gente estranea per poter sentire quello che io vi dico e quello che voi mi risponderete. Ah, ma corriva mia e che non ci sta nessuno. Ma non fa niente, mi basterà Biase, il servo, al quale io prego di rendere pubblico questo fatto. E tanto chi lo che ci mette? Di sicuro. E mentre parla, non fa azzardate a rispondere, che se no piglio con le mani e poi vengo in faccia. Sta scoppiando la guerra! Sta andando a È un falso allarme! È un falso allarme! Come siete bella viva! Che ci mettiamo a paziare! Seduti! Seduti! Pochi seduti, Beatrice. Silenzio, qui si mormora troppo! Ah, e che bello onore che avete fatto! Avete a mettere la faccia! Rinda qua la parte del mondo vi avete a nascondere! Troppo che avete fatto ieri sera! Io non tengo manco coraggio di guardare! E avrei io! Arrossisco io per voi! Tremo io per voi! O volete sapere che le hanno fatto ieri sera sti tre? Sì, Tu stai zitta che non posso dire! Piano, porta a concertare in da stanza sotto! Oh, Maria, chiamo signori forza, entrate, venite. Ma io voglio no, entrare. ma dai, siete forzatella ancora. Sfiato. Niente di meno che sono andati a casa di certe modiste a fare l'amore. Zitta! A fare l'amore. Non ci sarebbe pena abbastanza perché sti tre porcia. Proprio si miuto buoni, E quello è un complimento! Ah, sì, sì. Come no? Don Camillo, che invece di pensare agli interessi miei, agli affari di sua sorella, di quella donna che ci regna panza ogni giorno, Don Camillo se ne va
stava facendo una muratiella. E beh, potremmo dire, in fondo la colpa per lui non è tanto grave. Non è ammogliato. Mi pare che mi aveva ragionessa, mi pare. Bravo, ma si discansate. Don Felice, che dovrebbe essere riconoscente a questa zia che la luota famma bocca, che l'ha data a mangiare e l'ha vissuto fino a ieri. Don Felice, che dovrebbe pensare che ha una moglie e che facendo delle mancanze dà diritto anche a lei di fare lo stesso. E quindi una rovina, un precipizio. E Don Felice invece pensa a tutto questo che fa, se ne va dalla modista. Eppure si potrebbe dire, è giovane, ha potuto mancare, non aveva esperienza. È brava zia Beatrice, mi piace. Meno 2, mo tocca a te. Ma Don Fortunato, mio marito! Ah, quanto è pesante la sua colpa! Quanto è terribile la sua mancanza! Lo so io, è stato Nennilla. Ma quando mai ho visto io è stato felice. Ma quale felice, è stata zia Beatrice. Che state? Vita sta zitto! Ah, ho facito perdere la concentrazione! No, mi sconcentra. Don Fortunato, per poterlo punire non basta la galera, non bastano i lavori forzati. E chi ce la fa? Soltanto la morte è castigo degno da potergli dare. Ma sta morte chi c'era sta? Ma sta morta a noi chi c'era? Ma io uccido a chi? Chi marà, ratami l'ambressa, non fatemi soffrire. Saccio, se lo faccio sapere ai tribunali. Se ne fanno una risata, se ne fanno. A chi devo ricorrere? Chi mi farà giustizia? Ebbene? Signori e signori, canterò per voi Una canzone a lei, una che già sta tutta busciata! Dillo! Ma questo è preso dal padre tale quale! Aspetta, ma parli sempre a sproposito! Silenzio! Abbi pazienza, Beatrice! I giovani vanno corretti! Ah, non sei asciutto tu, accettati! Ah, Nell'educazione! Questo parla sempre! e prima si apre il mio. Oh. Ebbene, me la farò io stessa. O vi discolpate e mi dite perché eravate in quella casa e a quell'ora, o si no ve ne caccia a tutte e tre e vi vanno cercando l'elemosina. Ma è come si cerca se le mosine? Ignorante, te l'ha fatto vedere! Così! Ma tranne, solo facendo il corpo e il sangue di Cristo. Ah, come gli ha tu calici? sta scena pure la messa. Parlate uno alla volta. Ma parliamo, il capo. Falì. Felice. Chi è? Felice come chi è? Sono tu. Dopo mi siete voi? E che state? E niente, ti sto chiamando, tu devi darci il cocano. E poi Falì, volevo dire, volessi parlare tu cazzi. io? Ma quando mai? Parlate voi. Prima chi state, cari? Fortunato. Chi è? Fortunato siamo noi gli amici. No, siamo chiusi, oggi mezza giornata. Viene mente a Tornate domani, giornata intera, prezzi più bassi. Ma quale giornata intera, prezzi più... Fortunato, tu dicevi che tu con tua moglie avevi autorità, comandavi tu in casa. Voi, autorità? Pensate questo di me? Quello che non mai detto. E mo te lo dico, tu comandi tu in casa. Veramente? Tua moglie trema di te. Sì, Fortunato, voi avete più autorità. Pure voi pensate questo? Sì. Voi avete un po' ringraziato. Grazie. Prego, Mi avete messo una grande autostima in me stesso. Grazie. Sì, grazie per sì, sono io l'uomo di casa qua dentro. Sono io che comando. Come no, ma mi faccia pare carringa che faccia. Se capezza, grazie, ma mi faccia pare come si fa l'uomo. Eccoci qua, come si fa l'uomo. E dunque,
L'uomo come si fa? Sì, sono un po' arrugginito, no? E da tanti anni mo devo recuperare, come si dice, il filo di Arianna, no? Dunque, allora, come si fa l'uomo? Spalle in tenda, ci sono padrone, che comanda, autorevolezza, autostima. Piano piano. L'autostima. Hai ragione, Eccoci qua. Dunque, c'è quello di Zaccarezza, no? Le spalle in dentro, eccoci qua. Pronti? Via. Oh Beatrice! mia cara Beatrice, non sei degna di stare con me. Abbiate pazienza. Su cosa non siamo pronti? Scusate un attimo, una parolina. Ma mi sembra questo il momento di mettermi a fare il poeta, volete fare poeta? Si fortuna mi è scappato. Non tenete manco un'asa per fare tanti allighieri, lo? Mi è scappato. Abbiate pazienza, volete lasciare fare a me? Sì, lasciate sono l'uomo che vi fidate o non vi Ecco, fidate? non ci fidiamo, si E allora, passatemi un po' biscotto, no? Come no? Guardate, imparate come si fa l'uomo. Tu non guarda proprio, Ma proprio a non posto. guarda proprio. Dunque, sì. Oh Beatrice, dicevi, tu sai come ti ho trattata per anni e anni e anni. Quando è bello, papà lasciando. Ma come possiamo arrivare? Silenzio! Quasi mormora troppo. Abbiate pazienza, aspettate veloce. Stiamo con questi voi e chi lo mettono paparasciando a me. Vi fate perdere la concentrazione, no? Ma volete vedere come si fa un uomo? Chi è che comanda? Dunque, Beatrice, dicevi, tu sai come ti ho trattata per anni e anni? Sai che io non sono stato mai capace di tradirti. E non so come tu abbia potuto solamente immaginare che io dentro a quella casa mi ci trovavo per fare l'amore. Perché ci si aiuta? Mo te lo dico, no, abbi pazienza. Dunque, è così qua. Voi volete vedere come si fa la ringa? Si fortuna, però mi raccomando, bella forte sta ringa. Sì. Una nuova parolina agli amici, dobbiamo conguagliare una situazione, avete capito? Possa? Prego. Grazie, presidentessa. Ma allora, che vogliamo fare qua? I giochi? Sto perdendo del tempo, no? Io tengo un piano diabolico tutto qua dentro, se capisci? Leggete dentro al mio occhio malupina la furbizia del mio piano diabolico. Leggete. Sei chiuso. No. Da me la ginocchiata pure No, voi. aspettate, a voi vi faccio leggere dentro a quella, questa non sa leggere, voi sapete leggere? Sì, io sono intelligente. Leggete bene la mia furbizia dove arriva, guardate! Ha fatto scopa, scusi, abbiate pazienza, lasciatemi fare a me. Io non ragiona esso. Poi, nel bel mezzo del discorso, menga a bomba e salva tutte e tre. E chi sta a me una bomba? Allora, parola d'ordine, biscotto. Vai, su po' biscotto. Lasciatemi fare. Dunque, sì. Dunque, Beatrice, sì, ecco. Ieri al giorno, come tu sai, sono stata dall'avvocato per quella causa che tiene in sospeso. E mentre camminavo al largo della Carità per andare nell'ufficio dell'avvocato, vidi Don Felice qui presente. Sì, signore, che correva, ma sapeva correre. E Beretta che si imbazzava rinda la vigna secca. E se capisce, allora io dissi tra me e me, e com'è possibile? Chi sti scelta tutto quanto che chiuda trovare un paro malato che sta a Costantinopoli e invece va rinda la vigna secca? Compro gli si sta sotto, qualche imbroglio, il fatto mi puzza. Voglio vedere a domani. Non ho detto princessa e Beretta che trasiva nel palazzo numero 19. E infatti, dopo pochi momenti che essere trasuta, trasetta pure io, si capisce? E così lo seguettetti. Lo seguettetti. Hanno fatto la stessa scuola che sei tu. Insomma, ma m'ha detto a princessa, si capisce, per coglierlo in flagrante. E infatti, dopo pochi momenti io lo scoperchiai. Lo scoperchiacchiò, come si scoperchiacchiò? Insomma, ho cuglietto che mano rinto sacco e dunque mi pare che come marito, come zio e come uomo proprio, tant'è vero che io sono proprio assai, è vero no, mi manca solo la proboscite, mi pare che ho fatto il mio dovere. Grazie. Si fortunò. E a bomba!
Non teneva la meccia, non ha pigliato fuoco. Silenzio! Silenzio! Don Camillo! E voi perché state venendo a quella casa? Don Camillo, salvatemi voi. Anche la si fortunata mi ha rovinato. Sì, ma ti salvi. E chi si scoperte già. Ah, bomba, la meccia, una meccia. Fortunato una meccia, ti dico. Ah, non ne manca poco. La vostra si spacciava per buona e guardate cosa ha creato. Dunque, Beatrice, tu vuoi sapere perché io ieri stavo in quella casa? Ah, ma hai ragione, eh? Anche io, se fossi stato al tuo posto, l'avessi voluto sapere. Sì, come no? Come? Allora, dunque, ieri al giorno io scesi per andare dal notaio a portare quelle carte per quel tuo processo, no? Sì, le carte processo. E niente, mentre camminavo per Toledo, tranquillo, per fatti miei, tutte tappe, tutto ad un tratto si fece dinanzi un mio vecchio amico. A che pene mi vide con un'aria molto nervosa, mi disse: che bel matrimonio ha combinato tua figlia. Perché? Risposi io. Tu non sai dove è entrato tuo genero felice poco prima. Dove è entrato? Risposi io, un po' intorpidito. È entrato nel palazzo numero 19 alla Pigna Secca. Ed è entrato in una casa di una modista che abita al primo piano. Pertanto io l'ho vista perché mi calavo dal terzo piano. Tu già ci visti più, Beatrice. I subiti corretti da casa, ma cogliere coppo fatto. Mi sembra che come tuo fratello e padre della piccerella ho creduto solo di fare il mio meglio. Non capisco, che avete fatto? Mi sono confuso. Non mi fa niente, tutte e due. È difficile, la verità. Don Felice! E come vi discolpate voi? Io? Come no? Subito, zia Beatrice. Mani. Che stavolta mi sono scansati. A me mi ha più di Lo vedo. Signor Presidente, l'imputato mi ha sputato in faccia. Obiezione! Silenzio! Silenzio! Questo non è niente. Gli davrei ancora che la cantavano io. San Gaetano! Abbracciamoci e vogliamoci tanto bene. Che succede? Fino all'età di 13 anni. Ho cominciato a romanzo. Mi è pronto sempre la cosa. E sempre che ci visse una figliola buona, mi sono allumato e me ne sono chiuso i capi. Che ci fa? Tutti gli uomini hanno un vizio. Chi è bevitore di vino, chi giocatore accanito e chi c'è il profumatore. O vizio mio è stato sempre chi là e correre a presa e femmine. Che ci fa? Io vizio mio, che ci fa? Il bevitore di vino cosa fa? Beve, si ubriaca, cara e si sciacca. Il giorno dopo fa giuramento di non bere più, ma attenzione, c'è un ma. Dopo 2 giorni passa di nuovo davanti alla cantina, la guarda, la torna a guardare, vorrebbe fuggire, ma non può. E perché? Perché quell'odore di vino, quella freschezza lo attrae. Sì, lo attrae. Se lo zuccano. E chi lo povero ormai senza nemmeno saperlo si trova assettato a uno scanno con un litro di vino in mano. E questo successe a me. Io per correre a presa e femmina. Vedi mia moglie là qui presente. Mi ubriacai d'amore. La volli sposare? E a questi caretti mi sciaccavo. Ehi, tanto te la sciaccate! Dopo il matrimonio feci il giuramento di non guardare in faccia nessun'altra donna. Ci mancate? E sette qui per parecchio. Sì, mi ricordo. Sono state qui. Ma un giorno vidi una modista. Ma una modista buona. Ma buona rindollana, ma la mamma. Con quella sua camminatura, con quella sua corporatura, mi faceva incantare. Mi incantava. Lui si incantava. La guardai, la tornai a guardare e al pari della cantina quegli occhi e la freschezza, quell'odore di carne fresca mi zuccarono e a così io macchinalmente io le ho prese che già fa. Sì, è vero, quella tale mi invitò a cena a casa sua.
Ma quale fu la mia sorpresa? Quale fu la mia sorpresa? Quella di incontrare due vecchi peccatori nella medesima abitazione. Uno amante di una certa Mariuccia e l'altro di una certa Rosina. Si venne a un accordo, si fece alleanza e mentre tutto era pronto per la cena, noi arrivasse una buia e ci rompissero l'uomo in due panare. E mentre tutto era pronto per la cena, noi arrivassero e ci dissero tutto fastidio. Quello che loro hanno asserito sono calunnie e bricconate. Quello che ho detto io è la pura verità. Ve lo giuro sul mio onore. E se ciò non bastasse, o Beatrice zia, verbalica domes, taurum cornea, fumes. Ho finito, signor Ma leva sti cornavi, Beatrice, ma questa ha parlato latino, tu mica sei di latino, tu non capisci il latino, io lo so. Basta! Basta mo! A chi ha già credere? Silenzio! Don Fortunato, e tenete prova. Prove? Avete detto prova? Oh, ho detto prova. Faccia pure che prova che c'è. Provata fresca. Brava, quello che si squaglia molto affumicato. Bravo. Faccia pure io, Sì. Scusate, come avete detto? Prova. Ah, detto proprio prova, non mi ero sbagliato. Ah sì, domandate pure all'avvocato. E si capisce, e vedrete che quello vi dirà che io ieri da lui non ci so chiuso. Per forza, questa è la dama modista. E che prova è questa? Anzi, quanto più vi accusa, io voglio sapere se che la casa fa amore. E vabbè, come ve lo posso provare? Col tempo e Ecco, la paglia se stanno ammaturando certi innesti. Non signore! Signora! Col tempo il cielo tutto mette in chiaro. Grazie. Grazie mille. Don Camillo, e voi che portate come prova? Che ti porto come prova, che ti porto? Io ti posso portare. Peperoni in aceta. Tu solo che le potete portare, Don Camillo. portare solo dei puparoni in aceta. Ti posso portare. Sì. Quell'amica mia che vede felice entrare là dentro. No, anche questa non è una prova. Nemmeno questo. No. Ti piace niente oggi? Andate, Don Felice, e voi, e tenete prova? Prova me, sono buono. Veramente? Ah sì? Le siete state da quell'amico mio caseario che vi ho consigliato? Sì. Andiamo, facciamo una bella tavola. Bravo, ragazzi, si mangia, ci riappacifichiamo intorno alla tavola. Che bella cosa. Le mie prove, zia Beatrice, sono prove provanti e tengono loro stessa anguolla. Don Camillo, quella mattina, uscì di casa con la camicia stirata perché la casa era bella. E correnna, papà, ambressa, arrivai là tutto surata. E se cagnaia, la camicia stirata con quelle tele che si era portata a pressa. Non camica c'è la camicia. Non camica c'è la camicia. Non camica la paga, poi caccia la camicia. Caccia la camicia. Caccia la camicia. Ecco, zia Beatrice, questa è la mia prova provante. Invece mio zio Fortunato portai alla casa era bella, un bello mollone, e tagliando a fetti, sgarraia, e si tagliai orite. Si fortuna a fare orite. Si fortuna caccia orite. Cagare se l'hai qua, allora, caccia la pupadella, questa è la mia prova provante, zia Beatrice. Io ho finito. Ma Beatrice, ma quale camicia? Non la pensa? Io la camicia perché non è che l'ho tagliato. Che era bello un mollone, quella bella Silenzio! Piace, tu hai nannillo, io ti chiamo a concertello. Subito, vieni nanniam, fammi compagnia, e quando è bello su a uccidere, hanno chiuso in canzone, cresce. Che morta che mamma ricca. Prego, mo potete stare. Virginia, Concetella, le due orfanelle. Felice, Camillo, i tre miserabili. Voi resterete sempre con me. E non vi farò mancare mai nulla. Andate in quella stanza. Piace. Mi fanno treglietto in coppa o suppino. Suppigno sincero, c'è il reparto nervatura indostato. Allora, tre coppa tempo per trovare
un'occupazione. E chi mi occupa? Che significa occupazione? Voi siete ignoranti. Don Fortunato, voi non avete più moglie. Ah! Don Camillo, Ah! voi non avete più sorella. Ah! E Don Felice, voi non avete più. Questa è una rovina, una disgrazia. Come si fa? Come si rifà? Io mi sto arrabbiando. Ah sì, tu sei un infame birbante assassino. Questo sei. Voi avete rotto l'alleanza, voi siete infami e birbanti. Traditore della famiglia. Voi siete traditori. Come si fa? Come si Ma fa? come vi avvilite? Io non vi avvilisco. Io se sta in questa posizione, la sfortuna, la disgrazia. Io la pozione mi non l'ho offuscata. Io avevo detto perché i palletti con i negozi in piazza. Mi ricordo. Ma adesso lei come sorella deve alimentare questo povero fratello. L'alimentazione. Ma sai che fai? Chiama l'avvocato, mi metti d'accordo con questo. Chiama il notaio e ci faccio una bella causa con Marichia. Mia sorella Beatrice, tua moglie Beatrice. Ah, per dei vasi. Fatto bene. Come si fa? Come si fa? E invece Manarina, Bravo. malattie vecchie. Quello spunta il primo tento. Si fortunò, io mi vado a fare conduttore all'omnibus. Un giorno di questo ti mando io all'omnibus, hai capito? Disgraziato delinquente! Vattene dentro a questa casa! E qua sono rimasto solo io. E che paga facendo? Io sono abituato a non saper fare niente. E non so ci fa mancare la frenna per galline. E come si fa? E sti bacillariti, leva perché ridi sempre questo il momento. Giamma, basta, me ne vado a pipare niente, coppo su pigna, viate passato che l'ha nottata, e metti che fate pusate un po'. Mannaggia! Coppo su pigno, guardate come mi deve far diventare scostumato a me. E che paga facendo? Io stavo così bene senza saper fare niente, mi ero così abituato. Un po' comincia la mia sofferenza, dovendo cominciare a fare qualcosa. Ma come mi mette in capo a me? Come mi mette in capo a me? È permesso, Favoriti chi è? vostro servo. Il padrone mio. Scusato, Dito. qua abita un certo fortunato precipizio. Sì signore, perché? E mi facito un favore mo a chiamare. Quando la rica una e due parole. Una e due parole. Uno e due? Veramente uno e due? Ma vedete adesso Don Fortunato non è in casa, abbiate pazienza. Ah, non ci sta. No, niente. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Come si fa? Come si fa? Scusato, Sì, dito. e mi sapete addicere quando si arritira? Che vi devo dire? Alle volte si ritira presto, però alle volte resta fuori di casa pure per un paio di giorni, avete capito? Don Fortunato. C'è Don Fortunato. Arrivederci. Tanti rispetti alla sorella. Come si fa? Come si fa? Ma almeno volessi sapere. Abbiate pazienza, vi ho detto che dopo... E perché non bruttiate in questa maniera? Tolgo il disturbo. Arrivederci. Arrivederci, abbiate pazienza, le disgrazie non vengono mai da solo, padrone. E mo che lo sei preso tutto. Ha già cagnato idea. L'aspetto qua. Già che stiamo fosse un caffè con me. Le disgrazie non vengono mai da sole, guardate che giornata che è schiarata. Abbiate pazienza, ma non mi potete dire a me che cosa gli dovete da dire a questo Don Fortunato? E che ve lo dico a fare? Voi vi spaventate, chiamate gente, facciamo una poca d'opera. E perché? Facciamo l'opera di pupa, facciamo, no? Ma io vi dico, vi debba dare qualcosa a questo Don Fortunato? Qualche cosa! Citta. Qualche cosa! Sì. Ma da una cosa più cara che io teneva! Ma lo da femmina che volevo troppo bene, che la fa? Troppa setta mi sa che ci ha fatto amore, era una ricetta che era già maratata. E che non me l'aveva detta prima, per paura che io arriva prima essere dopo marito, e mo me lascia mi sa capo. Questo Don Fortunato mi dice ti, pigliatella e non ne parliamo più. Oppure ho visto Sì. che ci stanno 6 colpi. Wow. Io leva a ca e ci metto a ca. No, perché?
No, tanto bello, si sciupa, è un peccato poi le pallottole, questo è il loro abitato naturale, avete capito? È un peccato, 2 minuti soltanto. Oh, e che sente? Beatrice è capace di questo? È brava la mia Beatrice, e chi se l'aspettava? Proprio lei, che si faceva portavoce dei valori della famiglia, dell'onestà. È brava la mia Beatrice, da che palpetta viene la predica, come si dice. Ma finalmente è arrivato il giorno della mia vendetta. Eccoci qua. Scusate, buon uomo, ma abbiate pazienza, voi fossero capaci, ci dice Rambacci, col marito presente, che non ci avete fatto amore? Ecco, mi mette paura. Va bene, allora fate una cosa, aspettatemi dentro a quella stanza, che io 1 o 2 minuti e manca a chiamare tutte e due, marito e moglie. A dove volete che trasa? Là. Precisamente. E va bene. Bravo. Io ci vado, l'aspetto, sino io esco e faccio pazzo. Allora, non vi preoccupate che io 1 o 2 minuti adesso vi servo, non vi preoccupate, fate come se stessi a casa vostra. È brava la mia Beatrice, chi si aspettava, sì. Finalmente è arrivato il giorno che la devo totalmente finire. Dopo anni di umiliazioni in casa precipizio, finalmente Don Fortunato non precipiterà più. Ma voi siete pazzi? Volete far guidare me? Addossa, mo voglio mangiare viva, fame assassina, gannarmi chi sta manè. Per la fena allucata. No, io già Luca, ha già dimostrato che era una figliola onesta e non lo sapeva che era sposata. Ma poco me l'avete venuta a sapere. Stamattina si miuto il solito caffè, ero ci mandavano le lettere per sapere qualche cosa. Qualche notizia l'ho fatta ieri sera e il caffettiere quando ci ha vista ha detto belle figliole me, nulla è trattata, kill, son giurato. Bell'uomo mio, sentendo che sarà da poco, io vendere. E perché mi avete pigliata a me? Se là di compagni e me sono state reppere, io no, se non sfoga, ma è una cosa. Signori, voi tenete ragione, però sentite a me, tornate a rimanere che la signora già sta come una leonessa. Rimane! Ma voi siete pazzi? Tengono un uozzo in canna camora. Abbiamo già la mia moglie che è brava. Tu sai qua. Mamma mia, e io ci passato voglia. State qua. Ci ho avuto proprio piacere per la cui primellata. E sai per quale da fare con te la Ma tu te che hai fatta? Hai fatto la solita bravura che fanno tanta uomini. Lucicana figliole, quanta roba ci riescono sa? Io non ti posso dar rinza perché sono maledata, credendo se avevi fatto una conquista, avevi fatto una guapparia e adesso non mi buono. Chi fa che se non firmando perché per dare essere esiliato, perché alla fine chi soffre da povera figliola quando si vede barbaramente ingannato. Quanto mi amava. Quanto mi amava questa donna, Dio quanto mi amava. Ma state zitti, se quando da per trognare dove già sei giangato. Abitare, bell'uomo. Che io non hai tutto fatto. Tutto fatto che è successo. Giulia, chi lo so non è venuto ancora. C'è sta ancora tutto fatto recomprato. E ciò è stato loco, a me venire venire. E voglio far venire comprare. Ma la moglie addosso sta? Mamma mia, non mi sento bene. Ci vede chiuso. È venuta la signora. Che sta? Siamo mancati sotto. Appicciano poco, appicciano. Non saccio come si fa un polino. Giulietta. Mamma mia, ci passate noi in questa casa. Mamma mia, chi si stanno andando qua? E chi lo sa avere, sai che succede? Portamelo in di pane, vieni. Hanno piazzato parole proprio. Chiaramente sta guarda. Ci passate noi. A me non mi piace nemmeno. Piano, guardalo piano. Ma tutto potevo credere fuorché questo, donna imperfetta siete stata, non vi bastava un marito? Avete voluto pure il soprannumero? Andate pure in quella stanza dove vi sta aspettando l'uomo da voi preferito. Ma tu sei pazza! Sì, fui pazzo, avete ragione, fui pazzo.
Fui pazzo quando mi mettiste per la prima volta che capirindo matarazza, ma ora vedrete, signora, se io sono pazzo. Uscite, buon uomo, uscite! No! Scendi a basso! Sento, corrida! Aiuto, aiuto! Bella la figura! Io sono maledata! Questo non è marito, ma è a zitto sta bugia, ciò che tu non mi guidassi più. E sto venuto a Cangoppo, per mi discolpare la moglie sul birbante. Ma la moglie, chi è? Sono chi, disgraziatamente? Signora, lui mi disse che non era sposato, come pure sto mandrillo, lo disse alla mia compagna. Oh, bravissimo! No, ma io non la conosco. No! Ma aspettate, voi avete detto che avete fatto l'amore con mia moglie? Oh. Scusate, ma vostra moglie chi è? Eccola qua, la signora Beatrice Incarneos. Ma facetemi piacere! Fortunato, non mi piace, è troppo volgare. Già, quella tiene i vizi, la signora, ma avete pazienza, ma avete detto che avete fatto l'amore con la moglie di Don Fortunato Precipizio. Don Fortunato Precipizio sono io? No! Don Fortunato è questo signore accanto. E questo è il biglietto da visita che lui mi dette. Questo è il mio biglietto da visita, mo ho capito, mo ho capito. Don Felice, che ma sta? perché c'è visto sto biglietto? Si fortuna che si mi avrà mani che si c'è detto. E allora è giunto il momento che io e voi dobbiamo parlare un po' a quattro occhi da uomo a uomo. Venite qua, guardatemi dentro agli occhi. Sì. Puh, mi sono preso la mia vendetta, la mia rivincita. Giulietta! E allora? Come dice? Siete porto buona e cagna carattere, io mi te sposa. Bellezza mia! Io non mente, di volte che sta venendo, sta venendo Don Camillo. E come sta combinata? Oh mamma mia, oh sapunare. Ora amore. Beatrice, io me ne vado. Ho preso le mie ultime cose. Bada a quel che fai e ricorda che io sono tuo fratello. Ma io sono tuo marito. Ed io, marito e nipote. Dove andremo? Che faremo? Moriremo. Non lo faremo più. Puoi stare certo, mai più. Mai più. Mai più? Mai più. E va bene, per questa volta perdoniamo. No, sull'io, sacci che sta cagattando il cadino. State ferma, già sapevi che mi ha mandato la lettera a noi. Ma andiamo a andare. Chi mi ha mandato questa lettera? Sono stato io. Chi? Enrica. Oh, posso dirlo? Bravo. Sì, perché non potevo sopportare che queste povere mogli venissero trattate in questo modo. E ho scritto questa lettera per far conoscere a tutti la verità. E noi ti ringraziamo tanto, hai capito? Che hai fatto passare un tono in coppa all'astica. Bravo! Ed io per ricompensa vi accordo la mano di mia nipote Concettella. Finalmente, Enrico mio! La figliarella mia. Senta, io per mamma sto zitta e non dico niente. Poi stasera parlammo. Ti voglio fare il sapore delle schiaffe. Oh, sapore di schiaffo. Eh. E allora pure io sono contento. Il sapore da voi, il rumore da questo rispettabile pubblico.